Buongiorno e ben ritrovati, nuovo appuntamento con la nostra edizione straordinaria per tenervi aggiornati su tutti gli aggiornamenti dell'emergenza coronavirus. Oggi sabato 2 maggio, dopo un primo maggio che ieri abbiamo raccontato particolare, certamente la giornata della festa del lavoro in un momento in cui il lavoro è completamente in crisi, messo in ginocchio dall'emergenza coronavirus. Abbiamo raccontato ieri anche delle varie manifestazioni che sono in programma anche oggi e anche domani, le manifestazioni con i commercianti, gli artigiani in piazza che tanto hanno sollevato dibattito. Come sapete le prefetture insomma erano contrarie a queste e sono contrarie a queste forme di assembramento, e bisognerà capire anche se ci saranno poi conseguenze per quanto avvenuto ieri, evidentemente nelle situazioni più affollate, chiamiamole così, o quanto accadrà nei prossimi giorni, nella giornata di oggi e nella giornata di domani. La rabbia, le polemiche, lo sappiamo, lo raccontiamo da giorni, di categorie che chiedono di poter riaprire prima della scaletta imposta dal DPCM del governo Conte, e soprattutto chiedono, la gran voce non era soltanto di riaprire prima, ma anche come riaprire. Non hanno ancora dei punti di riferimento, non hanno dei protocolli di sicurezza, non sanno come muoversi. Hanno bisogno ovviamente di tempo per potersi organizzare. Questo è un grido molto importante. Tutto questo mentre siamo alle porte ormai della fase 2 del 4 maggio, tra, lo diciamo appunto nel nostro titolo, dubbi appunto e polemiche, dubbi anche su alcune indicazioni proprio di quanto annunciato dal governo, tanto che a quanto pare il governo sta lavorando anche per chiarire in queste ore alcuni punti che riguardano ancora una volta la natura dei congiunti, degli spostamenti, quanto si può stare ad esempio dai congiunti. Insomma, ci sono una serie di dubbi e di perplessità che non sono state chiarite e quindi dovranno essere chiarite tra oggi e domani, insomma prima del 4 di maggio. E dicevamo appunto, le polemiche non si fermano qui. Nel frattempo siamo appunto in attesa anche di collegarci con la conferenza stampa dei sottosegretari veneti variati, Ministero dell'Interno, Baretta, Ministero dell'Economia e Martella, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che faranno un po' il punto della situazione proprio a 2 giorni dal 4 maggio su diversi fronti, il fronte economico ma anche il fronte delle misure, il fronte delle riaperture e delle varie regioni. La polemica, un'altra polemica ad esempio in queste ore è innescata dal vescovo di Chioggia, il vescovo di Chioggia Monsignor Adriano Tessarollo, che su Facebook ha postato quanto segue, lo facciamo vedere, riguarda la celebrazione dei funerali, come avete sentito dal Presidente Conte ormai una settimana fa. Dal 4 maggio potranno essere come dire, celebrati, ma Tessarollo dice: ho chiesto che non tocchi al prete controllare i 15 che entrano in chiesa col termoscanner perché non ci fidiamo della loro parola. Ecco la risposta, Eccellenza Reverendissima. Sulla prescrizione del termoscanner abbiamo richiamato più volte il Ministero dicendo l'impossibilità per le parrocchie, non c'è stato nulla da fare, questa è la condizione che ci pongono per poter fare i funerali. Ma ciò è richiesto anche a chi entra in tutte le altre parti. Già ogni persona deve sapere che non può uscire se ha la febbre. Tocca al sacerdote fare il guardiano sanitario anche di ogni persona. Diciamo alla gente, molto forte questo passaggio, niente funerali in chiesa, ci hanno gabbato. Abbiano il coraggio di dire alla gente che i loro morti se li portino diritti al cimitero, non infingimenti, proibite e basta. Quindi il vescovo di Chioggia ha di fatto detto, dice in questo post che è uno sfogo molto ripreso in queste ore sulla sua pagina Facebook, non possiamo fare i funerali in chiesa a queste condizioni, non possiamo essere noi i guardiani col termo scanner. Ditelo chiaramente, questo è il suo messaggio al governo, che ci proibite di fare i funerali in chiesa perché a queste condizioni noi non possiamo farlo. Questo è un po' il messaggio di Monsignor Adriano Tessarollo, che fra poco sentiremo anche da viva voce, e ce l'ha realizzato questo. Ce l'ha fatto avere il nostro Lorenzo Maier fra pochissimo. Prima però volevo capire se è iniziata la conferenza stampa dei sottosegretari. È iniziata, allora vediamo cosa sta dicendo il sottosegretario Variati. Che erano state date.
Sono 50 complessivamente dall'inizio, cioè dal 10 di marzo, solo 50 sono le persone che sono state penalmente denunciate per inosservanza del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora, e sono quasi tutte per la verità posizionate tra Venezia 19, Verona 20. Comunque il numero, ancorché questo sia un reato molto grave, però insomma sono anche numeri molto molto limitati. Così come gli esercizi commerciali controllati sono stati 31.213 nella scorsa settimana, e anche qui le sanzioni alle attività che hanno aperto o che non conformi alle disposizioni sono state veramente trascurabili. Quindi io direi che i controlli hanno dato un esito decisamente positivo. Si è ironizzato sul fatto che da lunedì 4 non ci sarebbe una vera e propria fase 2. In verità non è così, perché da lunedì in tutto il paese più di 4 milioni di lavoratori torneranno al lavoro. Nel Veneto l'Unione Camere di Commercio ha stimato che sono circa più di 400.000 i lavoratori che da lunedì torneranno nei loro uffici piuttosto che nelle fabbriche e nei laboratori. Praticamente nel Veneto ci saranno il 77% delle aziende aperte e l'84% degli occupati. Però ieri c'è stato un grido di dolore, lo definirei così, nelle piazze del Veneto, così come in tanti altri luoghi, in piazze italiane, soprattutto da parte di commercianti e di alcune categorie di artigiani che ancora per le disposizioni nazionali sono costrette alla chiusura. Devo dire che è stato un peccato, ecco, che queste manifestazioni assolutamente pacifiche siano state strumentalizzate da rappresentanti politici che per la verità, diversamente dai cittadini, i rappresentanti politici, siano essi parlamentari europei, parlamentari nazionali, consiglieri, assessori regionali, hanno le sedi istituzionali in cui operare. Magari sono le stesse persone che il 25 aprile non volevano che nemmeno 2 persone potessero accompagnare delle corone d'alloro per ricordare il 75esimo dalla liberazione. Peccato, queste strumentalizzazioni non servono a niente, tantomeno a quel grido di dolore che invece va considerato. E quindi queste manifestazioni comprensibili, mi sento di dire, poi interverrà subito dopo di me il sottosegretario Martella, a queste manifestazioni la domanda è: ma qual è la risposta del governo? Ovviamente non sta in piedi la teoria che ci sono i buoni che vorrebbero aprire tutto e i cattivi, cioè il governo che non vede l'ora di tenere chiuse le attività di ristorazione, di parrucchieri e così via. La risposta è questa: a meno di una ripresa generalizzata dell'infezione, che francamente tutti noi contiamo non ci sarà, però vorrebbe passare, il governo passerà a una nuova fase. Fino ad oggi i divieti sono stati, attraverso i DPCM, dei divieti diciamo validi su tutto il territorio, indifferentemente su tutto il territorio nazionale. Ora si va, perché la fase epidemiologica, pur con tante preoccupazioni, sembrerebbe disponibile a farci fare, e cioè si andrebbe a superare, si andrebbe ad articolare le disposizioni che oggi sono solo nazionali, differenziandole per regioni. Quindi una nuova fase di partenza, di ripartenza, sia nella velocità sia nell'ampiezza differenziata. Sulla base di che cosa? Ovviamente sulla base di dati epidemiologici da un lato e sanitari, basati proprio su un vero e proprio sistema di accertamento, diagnostico,
di monitoraggio, di sorveglianza. Il 30 di aprile è stato pubblicato il decreto del ministro Speranza, che per l'appunto fissa una serie di dati che sono assolutamente necessari per il monitoraggio, per la capacità di dati regionali, su base regionale, di monitoraggio, di capacità di accertamento diagnostico in quella regione, 2, di indicatori di stabilità di trasmissione e di tenuta dei servizi sanitari in quella regione. Sul monitoraggio ovviamente stiamo parlando di numero di casi asintomatici, di numero di casi ospedalizzati e del loro andamento, del numero dei trasferimenti nelle terapie intensive, il numero di casi in quarantena, la situazione di infezione nelle RSA, sulla capacità di accertamento diagnostico, la percentuale dei tamponi positivi sui tamponi, il tempo che intercorre tra i primi sintomi e la diagnosi, il numero degli operatori rispetto ai residenti impegnati nella lotta al coronavirus e ovviamente una serie di indicatori sentinella. Ormai abbiamo imparato tutti quell'R con 0, in modo che tenendo sotto controllo i sintomi, soprattutto sui nuovi casi confermati, tenendo sotto controllo eventuali nuovi focolai, tenendo sotto controllo il tasso di occupazione dei posti letto, sono create dei valori soglia e dei valori di allerta. Chi sta sotto i valori soglia avrà la possibilità, come dire, nella velocità anche di attuare attraverso disposizioni regionali concordate col livello nazionale anche delle aperture in tempi decisamente più brevi rispetto a quelli segnalati nella cornice nazionale. Chi dovesse trovarsi nella malaugurata però situazione di vedere dei valori di allerta superati, più che aperture bisogna pensare a delle chiusure, che sarebbe un dramma invece dover avere. Quindi protocolli precisi, regionali, in raccordo col livello nazionale. È fantasia pericolosa quella di contrapporre le regioni al livello nazionale, perché qui stiamo parlando di un bene assoluto che non ha colori politici, che è il bene della salute da un lato e del lavoro dall'altra parte. Quindi tutto quello che si potrà aprire verrà aperto con ragionevole sicurezza. Ci sono pure dei protocolli, l'ultimo steso con le organizzazioni anche di Confcommercio e Confartigianato che lo hanno firmato a livello nazionale e che dovrà essere ampiamente divulgato sulle metodologie, sugli accorgimenti anche piccoli ma importantissimi da attuare all'interno dei negozi. Non dimentichiamo che in Veneto ci stanno ancora poco meno di 1.000 persone ricoverate per coronavirus negli ospedali e a livello italiano i casi attivi sono più di 100.000 e nel Veneto poco meno di 8.000, quindi è una favola quella che qualche sciagurato racconta, che tutto è passato e che tutto può tornare immediatamente come prima. Quindi questi gli orientamenti di risposta del governo. Andrea, passo la parola a te. Grazie, buongiorno a tutti. Ne approfitto per dire che ai giornalisti, portando il mio saluto, ricordare a tutti quanti loro, come sanno, che domani è la giornata mondiale per la libertà di stampa e che la stampa è una pietra angolare della nostra Costituzione. È sempre bene ricordarlo in un momento come questo, in un momento in cui dobbiamo guardare alla costruzione del futuro. Ma mi ricollego a quanto ha detto Bariati fino adesso per dire che sulla base di queste indicazioni che sono state date per venire alla nostra regione, credo Zaia dovrebbe smetterla con questa continua corsa in avanti
pretendendo di dettare delle linee di qualcosa che non può dettare, oppure presentando degli auspici circa la sua volontà di poter aprire tutto. Questo è il momento di essere tutti dalla stessa parte, è un momento di delicato, di convivenza con il virus, dove si intrecciano le aspettative delle persone, delle imprese di riprendere la propria vita normale e la necessità di verificare qual è l'andamento del virus. È un momento in cui bisognerebbe essere tutti dalla stessa parte, lo ha detto questa mattina Papa Francesco, è un momento in cui bisogna essere uniti per il bene del popolo, perché l'unità è superiore al conflitto. Quindi vorrei dire che non ci deve essere contrapposizione oggi tra regioni e Stato, che non ci deve essere contrapposizione tra chi vuole aprire e chi non vuole aprire. A Zaia vorrei dire che è pericoloso continuare sempre a dare linfa a questo conflitto istituzionale, crea disorientamento tra i cittadini, rischia di creare irritazione e alla fine non fa nemmeno un gran favore alle imprese, perché non c'è dubbio che la ripresa economica e la sicurezza sanitaria vanno di pari passo e non c'è nessuno che sarebbe disposto a fare delle vacanze nella nostra regione se non fosse sicuro di non avere possibilità di contagio. Quindi queste sono le premesse, secondo me, da oggi nella partenza lunedì 4 di questa fase 2 che bisognerebbe avere presente. Achille Variati ha parlato di questo decreto. Questo decreto è in una fase è stato inviato alle regioni e quindi è in una fase di ultimazione. L'Italia sta allentando gradualmente per favorire la ripresa. Con questo decreto viene creato un algoritmo, viene creato un indicatore sulla base degli accertamenti che sono stati detti prima, diagnostici, di sorveglianza del virus, di casi confermati, dei contagi, di eventuali nuovi focolai, del numero di tamponi, del raccordo tra il sistema sanitario di base e quello ospedaliero. In questo modo si classificherà il rischio regione per regione, viene istituita una cabina di regia tra regione, Istituto Superiore della Sanità e Ministero della Salute. Sulla base di questa cabina di regia sarà possibile, e dei dati che daranno vita all'algoritmo di cui ho detto, sarà possibile verificare cosa fare nella fase 2, e tutti quanti ci auguriamo che il contagio non si trasmetta, anche il virus non si trasmetta, il contagio allenti, che quindi si possa aprire ancora di più. Una prima valutazione, chiaro, verrà fatta la prossima settimana dopo le riaperture di lunedì 4 maggio. È chiaro che una ulteriore valutazione verrà fatta dopo questa settimana che ci porterà all'11 maggio in vista della riapertura del commercio, del negozio al dettaglio. Le date potranno essere anche anticipate se regione per regione questo algoritmo darà un tipo di risultato con un rischio e un impatto meno forte e meno elevato. È chiaro che sulla base di questi dati si potrà decidere l'apertura. Più contagi vorrà dire meno aperture, meno contagi vorrà dire più aperture, e sulla base di questi dati si potranno valutare le aperture di nuove attività, appunto, gli spostamenti nella regione, tra regioni, l'apertura delle seconde case. Ecco, direi che da questo momento si dovrebbe entrare in una fase di responsabilità comune per tutti e dovrebbe finire il tempo, come dire, delle fughe in avanti, e invece quello della gestione comune, dal momento che si tratta di tenere insieme una
la tutela della salute di tutti i cittadini sulla base di dati scientifici e al contempo la possibilità di riaprire le nostre attività. Se questo lavoro verrà fatto con attenzione nei prossimi giorni, io credo che potrà dare dei risultati. Finisce la propaganda, ogni giorno si possono vedere dei dati reali, le regioni devono fornire questi dati, hanno avuto delle risorse sanitarie, delle risorse economiche a disposizione, come nel caso del Veneto, con i 114 milioni, si può iniziare una gestione che finalmente ci porti tutti dalla stessa parte e tutti insieme, mi auguro, fuori da questa situazione di emergenza. La parola al sottosegretario Baretta alla vigilia di un nuovo decreto che mi pare proprio in sede di economia si sta completando. Prego, sottosegretario. Non c'è la voce. Chiedo scusa, eccoci. Mi sentite? Bene, grazie, chiedo scusa. Buongiorno a tutti. Allora, due riferimenti, uno al decreto che stiamo varando, ancora qualche giorno di lavoro, un lavoro impegnativo, sono 55 miliardi che vanno distribuiti e c'è una discussione ovviamente non solo interna al governo, come è ovvio che sia, ma anche con le categorie economiche, con le parti sociali, proprio per avere un quadro di riferimento il più attendibile possibile. E poi un secondo informazione, partirei magari da quest'ultima, che sono un aggiornamento dei dati sulle indennità degli autonomi e dei professionisti in Veneto e sulla cassa integrazione. Noi abbiamo, sono stati pagate per quanto riguarda le indennità dei professionisti degli autonomi in Veneto 252.000 domande già erogate per un importo complessivo di 151 milioni, corrisponde grosso modo all'8% nazionale. Il secondo dato, questo diciamo è interessante perché manca ancora una parte di erogazione, perché c'è una parte di domande che sono sotto verifica perché erano sbagliate o era sbagliato il codice fiscale o erano sbagliate altre informazioni, quindi c'è un pacchetto di domande, adesso stiamo identificando quante sono per poter poi completare l'erogazione completa, ma siamo già molto avanti. Per quanto riguarda invece la cassa integrazione, la cassa integrazione in deroga, che è il dato più interessante perché dà il test della condizione, ha coinvolto al 30 aprile, quindi i dati corrispondono al 30 aprile, richieste da parte di 36.325 aziende per un complessivo di 118.000 lavoratori. Cioè in Veneto ci sono 118.000 lavoratori che sono stati messi in cassa integrazione da 36.000 aziende. Di queste la Regione ne ha già decretate 29.000 e l'Inps ne ha già autorizzate 17.000, quindi la parte di lavorazione è in atto e come è evidente i ritardi che ci sono stati, li sappiamo, sono inutile negarli, anzi sono stati riconosciuti, però mano a mano che passano i giorni è evidente si riducono perché va a regime il sistema. Dobbiamo riconoscere, e lo abbiamo riconosciuto tutti, che il sistema doppio regioni INPS si sovrappone e diventa troppo farraginoso e allunga i tempi. Stiamo studiando un cambiamento di questo sistema, però è chiaro che va fatto assieme alle regioni, concordando con loro, e speriamo per la seconda parte dell'erogazione che ciò avvenga. È interessante anche darvi comunque i dati
della cassa integrazione ordinaria in Veneto sono perché si sommano a questi e ci danno un'idea del quadro. Le domande presentate sempre in termini di aziende sono 34.185, quindi noi abbiamo 36.000 aziende che hanno chiesto cassa in deroga e 34 che utilizzano la ordinaria. Come per l'altra volta i dati disponibili per quanto riguarda l'articolazione per province li troverete poi nei siti dopo la conferenza stampa. Quello che voglio rilevarvi è che mentre per la cassa ordinaria la provincia che ha una richiesta maggiore è la provincia di Treviso col 23% delle domande sul totale. Per quanto riguarda la cassa in deroga è la provincia di Venezia, anch'essa con circa il 23% delle domande, a testimonianza della particolare esposizione, molto probabilmente, anzi senza molto probabilmente, sul settore del turismo che la realtà veneziana comporta. Questi sono dati di aggiornamento che possono essere utili perché ci consentono di ragionare sull'andamento vero dell'economia in questo momento, ma che, voglio sottolineare, attenzione, perché da lunedì questi dati si intrecciano col ragionamento che hanno fatto i colleghi Variati e Martella, perché noi adesso nel decreto, e vengo al secondo punto, copriremo nuovamente la cassa integrazione per altre 9 settimane, ma dobbiamo sperare, ipotizzare e sperare che questa copertura generale trovi poi un'attenuazione, perché più le aziende aprono, una parte di quei lavoratori saranno richiamati al lavoro, una parte no, perché non ci sarà sicuramente una ripresa piena. Anche delle fabbriche che aprono, questo non c'entra con i tempi di apertura. Anche lunedì parte tutto il manifatturiero, ma non è detto che il manifatturiero abbia ordini disponibili per poter riprendere appieno l'attività. Quindi ci saranno aziende che riprendono, ma richiamano lavoratori in maniera parziale, vedremo quali sono i dati reali, e sarà un test molto importante per capire dal punto di vista economico qual è l'effetto di queste riaperture, qual è l'effetto della ripresa e anche di conseguenza quali politiche dovremmo ulteriormente adottare per accompagnare ulteriormente i prossimi mesi, che sono comunque mesi molto, molto difficili. Quindi l'intreccio tra questi dati attuali e quello che succederà le prossime settimane è un elemento molto interessante sul quale discutere per capire lo stato reale dell'economia veneta e come essa si muoverà e reagirà dal punto di vista non sanitario, dal punto di vista direttamente produttivo ed economico a questa progressiva apertura nei termini che venivano ricordati dal collega Martella. Accanto alla copertura della cassa integrazione per altre 9 settimane, ovviamente, come è stato annunciato già anche dal ministro Gualtieri, la nostra intenzione è di portare a 800 euro il bonus di 600, e poiché il plafond delle domande è lo stesso, la platea è la stessa, l'erogazione è ragionevole dire che sarà molto rapida, perché si realizza un automatismo di erogazione. Se poi ci sarà un problema di verificare i tetti di reddito, lo faremo a posteriori, non certo anticipatamente, perché sennò presupporrebbe rifare le domande e quindi ulteriore problema di tempo. C'è poi, confermo l'idea l'ipotesi del reddito di emergenza. La platea sta per essere definita in queste ore dall'INPS e dal Ministero del Lavoro. Sono un numero importante di famiglie che riceveranno una erogazione. Accanto a questo confermo che ci sarà una copertura anche per badanti e colf che non erano entrate nel decreto di marzo. Le due novità che voglio sottolineare, poi concludo, sono il fatto che, l'abbiamo già detto l'altra volta, ci sono quasi 4 miliardi per i comuni,
ma a questi 4 miliardi si aggiunge una dotazione che serve perché i comuni possano pagare i loro fornitori, quindi un sostegno che non è indirettamente al comune, ma gli serve come copertura di cui si fa carico lo Stato per pagare fornitori. Questo è molto importante dal punto economico perché rimette in moto una liquidità che rischia di essere bloccata e, come sappiamo, in molti casi coloro che aspettano soldi dai comuni sono anche non solo soggetti economici puri, ma sono soggetti collegati all'assistenza delle persone, alla gestione dell'attività sociale, e quindi questo è molto interessante ed è una cifra che si aggira attorno ai 10 miliardi che costituiranno questa, diciamo, dotazione che consente una circolazione della moneta che altrimenti oggi appare bloccata. Infine abbiamo due interventi, uno legato al sostegno delle vacanze, stiamo definendo il bonus vacanze, poi la terminologia si vedrà, ma insomma abbiamo già detto altre volte e vi confermo che è un orientamento preciso, che noi dobbiamo non aspettare la Pasqua del 21, dobbiamo cercare di non perdere del tutto una stagione che è già compromessa e pensiamo di farlo con un intervento di sostegno secondo lo schema Italiani in Italia, anche se il ministro Franceschini sta discutendo con gli altri colleghi europei per valutare il canale di accesso alle nostre spiagge, sostanzialmente campeggi eccetera, di un corridoio con i paesi del centro Europa. Sapete che c'era stato un tentativo di un corridoio diretto Germania-Croazia, ovviamente siamo intervenuti molto pesantemente su questa cosa e adesso la trattativa è che diciamo o c'è per tutti o non c'è per nessuno, ma sarebbe bene che ci fosse, sia pure guidato e con le disposizioni sanitarie adeguate, se si possa pensare che non immediatamente, ma diciamo i mesi di luglio e agosto non siano mesi totalmente persi anche per il turismo diciamo internazionale e troppo generale, diciamo il turismo di vicinanza a livello europeo. Vi è poi un intervento a sostegno degli affitti commerciali, come sapete è una delle cose che chiedono moltissimo gli operatori economici, che soprattutto la parte del commercio che aprirà a metà mese, ma non solo loro, anche le imprese e le piccole imprese. Quindi una manovra molto rilevante, le cui ricadute in Veneto sono assolutamente diciamo decisive, perché quota parte dei 55 miliardi in proporzione ai criteri tradizionali ovviamente è destinata anche, come è giusto che sia, come è ovvio che sia la nostra regione, in alcuni casi anche in proporzioni maggiori, perché è evidente che ad esempio l'intervento di sostegno al turismo è più probabile che ne possiamo utilizzare anche attraverso diciamo, politiche di programmazione e anche di pubblicitarie, di attrazione, che mi sembra gli operatori economici del Veneto stanno mettendo a punto. Io mi fermerei qui. Bene, allora passiamo alle domande dei giornalisti. Così allora avete sentito l'intervento che adesso prosegue, insomma, nella sua totalità, la conferenza stampa, poi vi daremo ampio risalto e vi racconteremo questa sera con i nostri servizi, faremo un po' riassunto di quello che viene detto in queste ore, e già è stato detto moltissimo. Avete sentito da una parte la questione riaperture, quindi il concetto di questo algoritmo lo ha definito così il sottosegretario Martella insieme al sottosegretario Variati, cioè la possibilità, e questa è un po' una risposta a tutti quelli che sono scesi in piazza un po' in questi giorni e che continueranno a scendere in piazza, la possibilità la prossima settimana di innescare questo percorso di valutazione regione per regione. Se n'era già parlato, ma diventa di fatto una cosa concreta nei prossimi giorni, e quindi valutare regione per regione la situazione con determinati criteri che sono stati elencati dai sottosegretari Variati
e Martella, e quindi questo algoritmo che potrebbe dare il via libera a un eventuale anticipo di aperture rispetto alla calendarizzazione che aveva dato il Premier Conte. Su questo è intervenuto anche ieri, lo ricorderete, il governatore Zaia, quando ha detto certo non deve essere l'unico parametro, ma lo abbiamo sentito, non sarà solo quello, non deve essere l'unico parametro quello del numero dei contagi, perché il paradosso che si innescherebbe è che ad esempio regioni virtuose come il Veneto, che hanno tantissimi, stanno effettuando tantissimi tamponi, il Veneto ha un record di fatto europeo, e quindi maggior numero di tamponi vuol dire maggior numero di contagiati, molti dei quali anche asintomatici. Questo potrebbe innescare il paradosso che per esempio con un determinato numero di contagiati, se non c'è il rapporto con i tamponi fatti, penalizzerebbe ad esempio la nostra regione su questo, ma lo avete sentito, non è quello l'unico criterio che verrà adottato. E poi appunto la conferma del sottosegretario Baretta delle linee del decreto, che doveva essere il decreto aprile ma che di fatto diventerà il decreto maggio, la conferma di quanto in queste ore si sta circolando, insomma, questa bozza con le novità del decreto per il sostegno al reddito, ma non solo. Allora, questo è un po' il quadro della situazione da parte del governo. Ci fermiamo per pochi istanti di pubblicità, poi torneremo subito in diretta perché continueremo a parlare proprio di economia. Avremo il direttore regionale dell'INPS del Veneto, con cui appunto faremo il punto della situazione anche su quanto detto poco fa dal sottosegretario Baretta. Pochissimi istanti di pubblicità. Rieccoci allora in diretta. Abbiamo sentito poco fa le parole dei sottosegretari variati Baretta e Martella. Baretta ha in particolare confermato che il decreto aprile, che diventerà di fatto il decreto maggio, porta ad esempio al reddito di emergenza ai famosi 800 euro, ci saranno altri 6 mesi di ammortizzatori sociali e di bonus. Allora, a proposito di bonus, a proposito di tutte queste richieste che poi devono essere evase e vengono evase, abbiamo il direttore generale dell'INPS del Veneto, dottor Antonio Pone, in diretta. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, la prima cosa che le chiedo è, ma l'aveva già detto all'inizio, qualche settimana fa, quando ci siamo già collegati, ma adesso ancora di più, una situazione del genere, a memoria, voi non l'avete mai vista, credo. No, questa è veramente una situazione che normalmente non si è mai presentata. Abbiamo vissuto crisi molto importanti. La crisi in particolare del 2009, 2010, 2011 è stata una crisi molto intensa e però non aveva numeri di questo tipo. Faccio solo questo esempio. Ad oggi in Veneto, per quanto riguarda la cassa integrazione ordinaria, sono già arrivate nel giro di un mese 36.000 domande. Di queste l'INPS ne ha già evase 34.000, ma l'idea è che questo numero di domande è un numero che poteva coprire un anno di tempo, invece arriva nel giro di un mese. Sappiamo che poi verranno reiterate anche nei mesi successivi, cioè non è che ci attendiamo un calo nel breve. Per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga, in Regione Veneto in questo momento sono pervenute grosso modo 35-36.000 domande anche lì, quindi un volume assolutamente importante, tant'è che la cifra stanziata e ripartita alla Regione per affrontare l'emergenza era già finita mercoledì scorso ed è stata prontamente rifinanziata dal governo. Sono numeri che in passato bastavano per 8-10 mesi di ammortizzatore sociale in deroga e sono stati bruciati nel giro di un mese. Questo dà l'idea dell'impatto che ha questa crisi, perché questa crisi è una crisi particolarissima, non è una crisi endogena al sistema produttivo, non è una crisi quindi prodotta dalla dinamica settoriale, dalla, come dire, normale congiuntura. Questa è una crisi di carattere esogeno, cioè un fattore esterno che l'ha innescata e che ha provocato la chiusura contemporanea, in questo caso addirittura per decreto, di tutto il sistema economico. Quindi è evidente che la massa di richiesta di sostegno al reddito è su ordini di grandezza completamente diversi dal passato.
Senta, collegandomi a questo e vengo anche al fatto che comunque no, poi quando gli inevitabili come dire, ritardi che si accumulano, perché adesso ci dirà il caso del Veneto, insomma le cifre del Veneto portano poi la gente a dire ecco io ho fatto la domanda, non mi è ancora arrivata, c'è ancora gente che aspetta, ma diciamo è fortemente collegato a quello che lei ha detto, perché di fronte a una situazione che non si è mai vista, nemmeno il sistema forse era preparato a un sistema così, a una situazione così. Assolutamente questo tipo di crisi non si è mai verificata nella storia. Sotto questo profilo, come dicevo, è una crisi esogena, quindi è legata a un fattore esterno, e abbiamo potuto vedere che l'atteggiamento, l'ottica del legislatore, del governo è stata quella di assicurare la massima copertura, anche inventandosi, tra virgolette, degli strumenti nuovi che prima non c'erano. Quindi la logica della massima inclusività, coprire anche chi era sprovvisto di ammortizzatori, non lasciare nessuno escluso e prevedere degli strumenti che precedentemente non erano previsti in quanto nella normale dinamica delle crisi congiunturali non erano, diciamo così, ritenuti necessari. Quindi, diciamo, a valle di un mese, 2 mesi, possiamo già fare un bilancio sul fatto che una crisi esogena ha portato alla creazione di, ad esempio, queste indennità legate ai cosiddetti bonus da 600 euro per le varie categorie per i quali sono previsti, quindi lavoratori autonomi, agricoli, COCOPO, partite IVA, lavoratori del turismo, eccetera, eccetera. 5 indennità a cui si aggiungono quelle residuali, e questo meccanismo è un meccanismo che ha garantito in maniera molto rapida in realtà la risposta, perché a fronte di domande che si potevano presentare dal 1° aprile, l'80% di queste domande, anche in Veneto, è stata pagata tra il 13 e il 21 di aprile, quindi in tempi ragionevolmente brevi. Peraltro, superate, diciamo così, la fase di creazione delle procedure informatiche per poter presentare la domanda e per poter poi lavorare le richieste, adesso il meccanismo, incamerati i dati da parte dei richiedenti, ci consentirà con il prossimo mese di pagare aprile automaticamente, senza nemmeno avere la domanda da parte degli interessati. Quindi questo è molto importante perché ci sta seguendo, quindi chi ha fatto la domanda, diciamo, nel mese di aprile, all'inizio di aprile, da quando era possibile, lo ricordiamo, era il 1° aprile se non sbaglio, ci fu poi quella giornata un po' particolare. Chi ha fatto la domanda non occorre, non deve rifarla perché sarà automaticamente erogato il bonus? Parliamo di bonus per esempio. Sì, l'intenzione dell'INPS è questa, cioè abbiamo ormai, diciamo, tutti i dati che consentono di erogare una seconda tranche, quindi siccome la situazione non è mutata tra marzo e aprile, sostanzialmente le misure di restrizione agli spostamenti e i decreti che impedivano le attività economiche sono le stesse, l'intenzione dell'istituto è quello di pagare automaticamente la seconda tranche, eventualmente aumentata agli 800 euro. Quindi sarà già automaticamente aumentata a quegli 800 euro? Esattamente sì, e quindi da questo punto di vista questa partita è molto molto veloce. Purtroppo il 1° di aprile che cosa è successo? Le persone erano convinti che fosse una misura soggetta a restrizioni sul piano dei fondi e quindi si sono tutti concentrati il 1° aprile con un volume complessivo di accessi ai sistemi che era assolutamente insostenibile. Mi limito solo a dire che complessivamente abbiamo ricevuto 4.700.000 domande a livello nazionale e che quel giorno, il 1° aprile, dall'1 di notte, per quando è stata rilasciata la procedura, alle 8 di mattina erano già entrate 350.000 domande. Dopo le 8 il sistema si è bloccato perché evidentemente il numero delle persone che stava facendo accesso contemporaneamente era assolutamente insostenibile. Ecco, questo strumento ha assicurato una grande velocità di risposta. Lo strumento della cassa integrazione ordinaria possiamo dire che altrettanto, nel senso che da questo punto di vista noi stiamo lavorando il corrente. Dicevo prima, su 36.000 domande ricevute in Veneto finora, 34.000 sono già state autorizzate. Cosa succede poi? Per i datori che anticipano, il lavoratore ha già percepito i fondi. Per i lavoratori che invece seguono, diciamo, per i quali il datore ha chiesto il pagamento diretto da parte dell'INPS, l'istituto ha chiesto alle aziende di inviare i dati retributivi e gli IBAN che servono per fare il pagamento, e mano a mano che li riceve attraverso un modello ad hoc che si chiama SR41, l'istituto dispone il pagamento. Sono anche state accorciate in questo periodo i cosiddetti giorni banca, che sono quella cosa di cui non si ricorda nessuno, ma che sono un ulteriore elemento che va a differire un pochettino il momento in cui la persona riceve materialmente i soldi rispetto al momento in cui il pagamento è stato effettuato. Perché
perché normalmente quando l'INPS dispone un pagamento ci sono per convenzione con l'ABI, con l'Associazione Bancaria Italiana, 5 giorni, cosiddetti giorni banca, ai quali se ne aggiungono altri 3 qualora il pagamento sia domiciliato presso poste e quindi con diciamo, domiciliazione allo sportello. Ecco, per tutta questa emergenza, quindi sia per i bonus sia per la cassa integrazione ordinaria, abbiamo un accordo, diciamo, un impegno reciproco con le banche a ridurre il numero di giorni banca, se possibile, a 2, ok? E quindi anche in questo caso contiamo che questo possa essere un elemento che va nella direzione di velocizzare al massimo il pagamento. Un po' più lungo è invece il tema della cassa integrazione in deroga, ma semplicemente perché è uno strumento che ha caratteristiche completamente diverse. Si passa attraverso un accordo tra regione, parti sociali, poi la domanda si fa in regione, c'è un passaggio autorizzativo da parte della regione e solo al termine di questo vaglio autorizzativo le domande arrivano finalmente all'INPS che poi fa tutte le attività successive, quindi, ma questo era noto, diciamo così, fa parte delle caratteristiche che ha questo strumento di sostegno al reddito, tant'è che la regione da sempre ha strutturato un accordo con le banche per consentire l'anticipo ai lavoratori senza oneri, quindi il lavoratore che avesse la necessità di ricevere subito le somme senza voler attendere i tempi di conclusione dell'iter, sa che può contare su un anticipo bancario che non prevede il sostenimento di costi da parte sua, nel frattempo arriva poi anche il pagamento da parte del titolo. Quindi da questo punto di vista questa è una prima cosa importante da dire, perché è uno strumento che appunto è stato pensato apposta per ridurre, tra virgolette, i tempi di percezione di somme rispetto a quelle che un iter che è fisiologicamente piuttosto lungo determina. Va detto che la situazione in Veneto, per i lavoratori del Veneto, è sicuramente, diciamo, la migliore che possono trovare a livello nazionale, perché in questo momento Regione Veneto, con oltre 29.000 domande, è la regione che ha decretato il maggior numero e le ha trasmesse fisicamente ad INPS, okay? Assieme al Lazio. Il Lazio la supera di poco. L'INPS del Veneto è in assoluto in Italia l'INPS che ha finora lavorato, autorizzato il maggior numero di domande, perché con i dati a questa mattina noi complessivamente abbiamo già lavorato 21.935 domande sulle 29.000 che abbiamo ricevuto. Il nostro programma di lavoro prevede, noi abbiamo lavorato ieri, lavoreremo oggi e domani, pensiamo lunedì, secondo il nostro programma, di completare la lavorazione di tutte le domande che abbiamo ricevuto da parte della Regione. Ne mancano all'appello ancora 5-6.000 che la Regione ci trasferirà tra lunedì e martedì, ma noi per la prossima settimana avremo completato la lavorazione di tutte le domande pervenute. Questo però non significa che i lavoratori percepiranno subito le somme. Questo va chiarito perché l'istituto, per poter disporre il pagamento, quando ha autorizzato la domanda di cassa integrazione, l'ha valutata positivamente, chiede al datore di lavoro, come dicevo prima, di inviare i dati retributivi relativi ai lavoratori, compresi anche gli IBAN per effettuare i pagamenti, e i datori di lavoro rispondono tramite gli intermediari o direttamente. È il caso anzi di ringraziare, e ci tengo a farlo pubblicamente, i datori, le associazioni di categoria, gli intermediari che assistono le imprese, quindi i consulenti del lavoro, i commercialisti che stanno facendo uno sforzo straordinario anche noi. È tutto un sistema che sta lavorando per cercare di pagare il prima possibile i lavoratori, quindi devo dire hanno sostenuto uno sforzo encomiabile, anche loro lavorando nei fine settimana, sia per l'invio delle domande, sia adesso per restituirci gli SR41 che servono per effettuare materialmente i pagamenti ai lavoratori. E quando ci arrivano materialmente gli SR41, noi disponiamo il pagamento e poi con quei giorni banca che abbiamo accorciato da 5 a 2, come dicevo prima, arriva materialmente la somma ai lavoratori. Per tirare le somme, diciamo le fila di un ragionamento, noi contiamo di avere pagato materialmente tutta la cassa integrazione in deroga ai lavoratori del Veneto per quanto riguarda la tranche del mese di marzo con il 20 di questa è la data entro il 20 di maggio. Esatto. Benissimo. Secondo noi dovrebbe essere completato il credito di conto corrente per tutti i lavoratori. Se il nostro programma di lavoro va avanti secondo le nostre stime e se tutto il sistema risponde come sta rispondendo fino a questo momento. Sono, diciamo così,
numeri che comunque pongono il Veneto in una situazione sicuramente buona, molto buona, voglio usare una parola neutra, rispetto a quella che si sta verificando in altri contesti a livello nazionale. Ci ha dato una notizia importante, insomma, questo traguardo. Le chiedo l'ultima cosa, tornando invece al bonus, quel 20% che manca all'appello, cosa diciamo a queste persone? Quanto dovranno aspettare ancora? Allora, il bonus sostanzialmente ha questo tipo di situazione. Noi abbiamo pagato molto velocemente la gran parte delle domande che abbiamo ricevuto. Dopodiché c'era una fetta, ma numeri relativamente ridotti, parliamo per il Veneto grosso modo di circa 4.000 casi, in cui il lavoratore nel digitare l'IBAN, nel fare la domanda, ha digitato un IBAN non corrispondente al suo, e lì sappiamo bene è una stringa alfanumerica molto lunga, basta omettere uno 0, basta sbagliare una lettera e purtroppo l'IBAN non corrisponde più alla persona che ha richiesto. Su questo l'istituto ha messo una funzione di variazione IBAN sul sito, proprio dove c'è il box da 600 euro, per consentire alle persone di verificare che IBAN hanno inserito ed eventualmente correggerlo. Nel momento in cui viene corretto, immediatamente si sblocca il pagamento. Poi ci sono altre casistiche. Allora, ci sono persone che magari hanno fatto la domanda per il bonus per i collaboratori, Cococò, partite IVA, ma sono iscritte alla gestione commercianti o alla gestione artigiani e quindi non dovevano entrare attraverso quel canale. In questo momento stiamo facendo delle rielaborazioni per cercare di spostare autonomamente, senza che lo debbano fare i cittadini, autonomamente queste domande sulla categoria corretta. Poi ci sono anche domande da respingere, perché ci sono persone che hanno chiesto il bonus ma non hanno titolo perché non sono in condizioni di compatibilità. Se si chiede per esempio il bonus ma si è pensionati, sicuramente la domanda è da respingere. Ci sono tutta una serie di casistiche e anche per quanto riguarda le reiezioni, nei prossimi giorni queste persone riceveranno delle comunicazioni da parte dell'istituto, che prima di farle ovviamente sta cercando di vagliare tutto il possibile per evitare di incorrere in errore, ma se le casistiche sono come pare queste, a quel punto uscirà una comunicazione indirizzata all'interessato che gli dirà anche il motivo per il quale la domanda non poteva essere presente. Benissimo, è stato chiarissimo, direttore, grazie. Allora, grazie del vostro lavoro e grazie anche di quanto state facendo. Allora ci riaggiorneremo nei prossimi giorni. A disposizione, grazie a voi per il servizio, veramente il servizio pubblico, quello che state facendo preziosissimo per poter parlare direttamente a tante persone che in questo momento hanno bisogno del supporto di tutti davvero, certo, per riuscire a sostenere il peso di questa emergenza. Grazie, buon lavoro. Quindi avete sentito queste novità importanti, anche queste rassicurazioni per quanto riguarda il bonus. Siamo quasi a ridosso della conferenza stampa odierna del governatore Luca Zaia e con i nostri inviati. Ce l'abbiamo proprio in diretta in questo momento. Ragazzi, buongiorno. Ben ritrovati, buon sabato. A voi. Beh, insomma non è domenica, quindi è giornata di lavoro, no? E beh, intanto grazie per essere qui. Un saluto a tutti come al solito, un saluto a coloro che sono collegati con le diverse dirette, anche per non approfittare e abusare della vostra disponibilità passerei subito alla presentazione del bollettino. 371.354 tamponi, sono quasi 10.000 in più rispetto a ieri. Abbiamo 18.244 positivi. 18.244 positivi e sono 146 in più rispetto a ieri. Isolamenti 7.165, sono 17 in meno rispetto a ieri. Molti sono gli isolamenti fiduciari, coloro che sono in isolamento semplicemente perché rappresentano un contatto, ma non necessariamente sono positivi. I ricoverati sono 1.070 e sono esattamente 17 in meno rispetto a ieri. Quindi tenete presente che un dato ottimo è questo, cioè il calo dei ricoverati 1.070. Le terapie intensive sono 108, vedete che ci avviciniamo alla soglia dei 100, meno 2.
Peraltro le terapie intensive, mi ero fatto uno schema, fanno il paio con i 245 in terapia intensiva che sono pazienti non coronavirus e i 108 sono coronavirus. Ricordo che noi abbiamo fatto appunto, questo è il dato di riferimento, no scusate, ho fatto io confusione, i 2,45 sono l'ordinanza del 13 aprile, vi ricordate? Vi ho detto guardate questo dato, quindi questi sono pazienti coronavirus e questi anche, solo che questi sono quelli del 13 aprile, il giorno dell'ordinanza, e abbiamo più che dimezzato la presenza in... sono 2,37 oggi. Comunque oggi sono 2,37 in non coronavirus, per cui sono il doppio del coronavirus. E i dimessi sono 2.670 più 29, i morti sono 13, scusate, 1.170 più 13 e il totale sono 1.400, 1.500, 1.502 in totale, quindi 1.170 e 1.502 in totale. E i nati sono 91. Bene, due brevi riflessioni, anzi vi dico prima rispetto alle donazioni, così si evade anche questo aspetto. Abbiamo avuto donazioni per quasi 37.000 versamenti e quindi praticamente 57 milioni di euro. Quindi ringrazio veramente tutti i donatori. Peraltro oggi c'è una donazione, volevo farvi vedere, Benetton Group, quindi il signor Luciano Benetton ci ha donato 100.000 camici, famose tute che non si trovano, e vabbè qua abbiamo il campione perché fra l'altro sono stati fatti appunto i polsini con colori diversi che vanno bene anche per identificare i diversi staff o quant'altro. Ce ne sono 100.000, la donazione sono 1 milione di euro, quindi grazie a Benetton Group, al gruppo Benetton, per la donazione al signor Luciano Benetton e ovviamente a tutto il gruppo. E questi sono 100.000 camici che sono già in distribuzione presso ovviamente tutte le ASL del Veneto. E poi volevo ricordarvi che Asiago Neve ha donato 50 weekend per i sanitari che si sommano ai 1.000 weekend del mondo dei campeggi, dell'open air e a altri weekend che sono stati offerti, quindi alla fine troveremo una modalità per distribuire questi weekend in omaggio. Poi voglio ringraziare un paio di bambini, Lucrezia Russo di 7 anni che ha fatto un disegno dalla quarantena, uno dei tanti, guardate, dalla quarantena di Pove del Grappa, quindi ringraziamo Lucrezia Russo. E poi un altro bimbo che ha fatto un altro disegno, guardate ne abbiamo centinaia, veramente veramente pensare a una mostra sarà veramente bello. Cristian Cariolato di 11 anni, abita a Cornedo Vicentino, ha fatto il leopardo che scaccia il virus, e quindi il felino che scaccia il virus. E poi ringrazio altri bimbi tipo Nicola Rizzolo che ha detto io quest'anno non vado a pescare, un bimbo di 11 anni, Nicola, che non va a pescare e ha la passione del calcio, ma anche qui niente, ha detto va, a sto punto i 100 euro che avevo dedicato a queste attività li giro a voi, quindi grazie a Nicola Rizzolo. Ed infine due bimbi, Sebastiano Zorzi e Riccardo Zorzi, che sono due fratellini di 11 e 8 anni, se non ricordo male, sì, 8 anni, sono di Maserata, di Varago di Maserata, e ci hanno mandato un disegno, vedete. Molti bimbi fanno la bandiera del Veneto, il leone, e quindi tanto per dare risposta a chi dice che l'identità non esiste più. Questi sono i nostri bimbi e grazie. E considerazioni. Allora, c'è molta gente in giro, e questo è innegabile, nelle piazze, nei passeggi, nelle piste ciclabili, nelle piste pedonali, insomma è naturale che con la possibilità di uscire di casa si esca di casa. Ci prepariamo a un 4 di maggio con un'apertura che sarà importante perché riguarderà 1.200.000 persone
L'invito che faccio io, oltre a dire che domani presenteremo ovviamente tutto quello che è la proroga della nostra ordinanza, ovviamente in linea con le DPCM, diciamo assolutamente direi che si può considerare la nostra ordinanza, insomma c'è stata un'interlocuzione anche con il ministro Boccia e penso che la dimostrazione che le ordinanze del Veneto siano assolutamente lineari e rispettose comunque di una filosofia che è quella di non mettere in sicurezza la salute dei cittadini ci permette di dire che faremo una proroga di quello che è la nostra ordinanza, con alcuni aggiustamenti, ma che sono aggiustamenti diciamo che vogliono portare ancora più chiarezza rispetto a dei quesiti che vengono fatti. Ecco, però dicevo che è fondamentale dire ai veneti di non abbassare la guardia. So che sono ripetitivo, ma io ho l'obbligo di ricordarlo tutti i giorni, di sapere che a questo punto la sfida passa non più ai clinici ma al popolo, nel senso che adesso il nostro futuro ripassa in mano nostra, non è più un fatto farmacologico, sanitario, di cure, ma è un aspetto fondamentale che viene delegato a noi. Noi spesso rivendichiamo l'autonomia, no? C'è un'autonomia istituzionale dei territori, ma ce n'è anche una individuale, no? Quante volte diciamo ma lascia che decida io per la mia salute? Sappiamo ovviamente con certezza che oggi decidere per la propria salute vuol dire decidere anche per la salute degli altri, perché stiamo parlando di un virus, di un contagio. Per cui la preghiera che faccio, molti mi dicono ma sarà obbligatorio la mascherina, non sarà obbligatoria o altre ovviamente definizioni del genere. Io dico che la mascherina ci aiuta a mantenersi in salute e aiuta ovviamente a mantenere la salute nelle altre persone. Per cui è fondamentale che si faccia attenzione che la mascherina in mezzo alle persone o quando si incrociano persone sia indossata. Io magari domani riproietterò il video che vi ho proiettato, che dà una dimensione perché dico questo. Uno giustamente dice ma vado in una pista pedonale in mezzo ai campi perché il mio comune ha fatto un percorso naturalistico, che senso ha mettere la mascherina? Dico anch'io che uno può andare tranquillamente senza, ma nel momento in cui incrocia una persona deve riuscire a rimettersela in posizione, naso e bocca coperto, perché quella persona, se ipotesi è contagioso, vi lascia un aerosol che voi vi respirate, non lo vedete e rischiate di infettarvi. Questa è la motivazione. Gesti eroici non servono a niente perché poi quando ti infilano il tubo in bocca cambia il mondo. Ripeto, porterò anche coloro che sono usciti dalle terapie intensive, porteremo dei intensivisti, coloro che si occupano di terapie intensive, però dico che questi sono gesti eroici da poco. Quindi l'invito a tutti di portare la mascherina. Quando c'è pericolo di incrociare una persona, pur essendo all'aria aperta, bisogna avere una mascherina. Guardate che alcune infezioni arrivate negli ospedali sono inspiegabili per come si può dire, le modalità di vita, le abitudini di vita delle persone che sono arrivate in contagio nelle terapie, contagiate in terapia intensiva. Ma poi si è ricostruito che magari pur vivendo da sole queste persone, pur avendo dichiarato di non essere mai andati in mezzo al casino, a bar eccetera, a piazze piene e quant'altro, poi scopriamo che andavano magari tutti i giorni, magari degli anziani, a camminare lungo la pista pedonale dove si incrociavano spesso altre persone, il che non vuol dire che sono uscite con altre persone, ma le hanno incrociate. E l'aerosol, ripeto, domani riproietteremo, Carlo, il video, dà una dimensione di cosa sia questo aerosol. È pericolosissimo perché il virus viene veicolato da queste goccioline d'acqua che emettiamo nella respirazione quando parliamo, che possono essere infette, che noi respiriamo senza renderci conto. Tutto qua, quindi portare la mascherina, fondamentale la mascherina, il distanziamento sociale, quindi evitare di andare proprio a contatto con le persone, e l'altro aspetto, l'igiene, l'igienizzazione delle mani è fondamentale, e l'invito di non far entrare nessuno negli esercizi commerciali se non ha la mascherina. E vedo che molti ovviamente gestori di supermercato si sono organizzati e lasciano fuori le persone senza mascherina. E passo la parola a voi ragazzi. Allora, quindi ci facciamo la prenotazione: Antonella Prigioni, Albino Salmaso e altri che non vedo, Anna Maria. Emiliano interviene sempre come random. Prego. In corso d'opera. Prego. In corso d'opera.
Buongiorno Presidente, che cosa pensa della dichiarazione che sarebbe stata fatta in merito agli specializzandi in quanto giovani e che in qualche modo avrebbero incentivato il contagio all'interno dell'ospedale di Padova? Ma va ripristinato il buon rapporto con le scuse, punto. Non c'è altro da aggiungere. Io ho visto il video, penso che possa capitare a tutti lo dice uno che gli è capitato spesso nella vita, di magari nella fretta, nella stanchezza o come si può dire, in brainstorming, in ragionamenti, tempeste mentali ad alta voce, che magari venga fuori anche qualche concetto che non ci sta. Penso che ci siano tutti i presupposti per fare le scuse. Non le ho fatte io quelle dichiarazioni, ma siccome sono responsabile anche della sanità del Veneto, dico che gli specializzanti sono una colonna portante, ma non lo dico perché c'è stato questo fatto, lo dico perché abbiamo fatto di tutto per riuscire a coinvolgerli nell'offerta sanitaria del Veneto. Lo dico perché stiamo facendo una battaglia da sempre perché ci sia il tema delle borse di studio adeguate e tutte le storie che sapete meglio di me. Per cui pensare di essere stati coloro che hanno voluto gli specializzandi in corsia, gli specializzandi in prima linea, peraltro abbiamo un ritorno di specializzandi che è eccezionale. Ve li porto io i medici che mi dicono, portano voglia di fare, entusiasmo e sicuramente anche accademia, perché comunque sono più freschi di libro di uno che è lì da 30-40 anni, senza offendere chi sta lì da molti anni, perché poi chi sta lì da molti anni tende a specializzarsi in maniera quasi ossessiva, in maniera positiva, perché poi diventa specialista i specializzandi arrivano fra l'altro con degli aggiornamenti, un panorama anche di studi pauroso, per cui se non ci fossero bisognerebbe inventarli gli specializzati. Penso che siano doverose le scuse, punto. Allora, eravamo a Albino Salmaso. Sì, Presidente. Albino. Buongiorno Presidente. No, le volevo chiedere questo, sulla base di una serie di dati che mi sono preso la briga di controllare ieri quando non si lavorava. So che la questione più importante riguarda appunto l'algoritmo che il Ministro Speranza ha messo a punto con le regioni e si fissano una serie di parametri abbastanza importanti per stabilire se le regioni hanno i criteri di efficienza entro i quali poter proseguire nella fase 2 a tutti gli effetti o meno. Ecco, questa è una materia estremamente complicata e criptica sulla quale credo in questo contesto sia un po' difficile dare dei chiarimenti definitivi. Allora io mi soffermo su pochi dati. I primi riguardano i tamponi. Allora, i tamponi che sono stati effettuati in Veneto, faccio riferimento a ieri, erano 330.000, i positivi 18.139, quindi siamo attorno con un indice, come dire, di positività pari al 5%, al 5,4%. Il 10 aprile scorso, sempre quando io venni qui e le feci una domanda più o meno analoga, eravamo con 180.000 tamponi, 13.000 positivi, quindi ad un indice del 7,4, molto più alto. Ora si sta scendendo. Sempre di più. Perfetto. La cosa che più mi interessa capire è questo, come dire, i positivi, il famoso R0. Calcolato ieri erano 41 nuovi casi su 18.139 positivi, pari al 2,2%. Questo è uno dei parametri considerati fondamentali per consentire lo spostamento tra regioni. Ecco, quando lei afferma, scusi tutta questa prolusione che magari, quando lei afferma che il Veneto può aprire tutto fin da subito, a cosa fa riferimento nel concreto? No, guardate, io affermo le cose in maniera giusta, poi spesso voi le scrivete in maniera sbagliata e mi spiego. Io ho detto che il Veneto è pronto, fatto salvo il parere della comunità scientifica, cioè non è che ci potete sempre togliere, non lo dico, scusa, non lo dico a te, lo dico in generale, no? Perché a volte vedo delle agenzie che non capisco, agenzie, cioè vedo delle notizie, non delle agenzie. Allora noi abbiamo detto, se il governo, o meglio il comitato tecnico scientifico vuole tentare un'apertura, noi ci siamo, oggi, domani, dopodomani, il che non vuol dire che sto promuovendo cose che non si possono fare, voglio semplicemente dire che la rete della sanità del Veneto è in grado di affrontare tutto, dopodiché il ragionamento che fai tu con i tamponi, l'R0 o quant'altro, non prescinde da alcune considerazioni. La prima, che il numero dei tamponi è vero che si va a titolare in base agli abitanti, per dare una dimensione, però bisogna vedere che abitanti si è andato a testare. Noi siamo entrati nei gangli
dove il virus vive, siamo andati in case di riposo, nei contatti. Se tu vai in piazza a Mestre, a piazza Barche, piazza Ferretto e dici boh adesso facciamo un po' dei tamponi, non puoi paragonare quei tamponi con i miei che faccio nelle case di riposo. Per cui ci sono tamponi e tamponi. Un discorso è andare a fare i tamponi ai medici dell'ospedale, un discorso è andare a fargli ai lavoratori di un'altra categoria che non lavorano con i malati. Sai perché te lo dico? Perché io non sono assolutamente favorevole al fatto che si faccia confronto dei nostri tamponi sotto il profilo qualitativo, perché non tutti tamponano con la nostra modalità. Cioè, quando tu vai a tamponare i contatti del positivo, decidi che vai già a intaccare una corte, cioè una comunità che potenzialmente può essere positiva, e quindi infatti li trovi. Altri vanno a fare, che so, il tamponamento di un'associazione o di una realtà perché va bene fare anche magari una prova sperimentale. Vabbè, uno può andare a tamponare tutti i Boy Scout, ma se i Boy Scout non si ritrovano più da mesi nei campi scuola, in quello che è, capisci che la loro esposizione al contagio crolla drasticamente. Quindi dico c'è tampone e tampone. L'altro indice che viene considerato importante è quello di decessi, ma lo vediamo che le regioni del sud ad esempio hanno tassi di mortalità estremamente bassi, e questo può far ritenere che anche senza tamponi probabilmente il livello di infezione è comunque contenuto in quelle realtà, altrimenti se uno si sente male va in ogni caso in ospedale per farsi curare. Guarda, no, non giudico l'attività degli colleghi, anche perché io conosco la difficoltà e le caratteristiche della mia, come quando mi chiedete paragoni con la Lombardia vi dico la stessa cosa, ve lo dico con la Sicilia, ve lo dico con l'Emilia Romagna e con tutti. Cioè io non so che attività fanno in Sicilia, non ho minimamente coscienza di cosa fanno. Allora toccava alla Maria e poi a chi? Eccola. Sky TG24 Gatto, sempre notato. Presidente, buongiorno. Ciao. Due domande che ci arrivano, una dalle Proloco con la questione delle sagre e della gente che vive attorno a queste manifestazioni, musica, bancarelle, servizi eccetera. Lo so che lei ne ha già parlato nei giorni scorsi, cosa cambierà, se cambierà qualcosa, in che misura dal 4 maggio e poi da lunedì prossimo. Un'altra segnalazione che ci arriva ieri, il 1° maggio, eravamo qui anche ieri, Jesolo, il litorale aperto con i chioschi, una coppia di Jesolo ha preso un caffè per asporto in uno dei chioschi del lungomare, si è seduta su una panchina per sorseggiarlo e sono arrivati i vigili, multa di 400 euro. È giusto? Ci chiedono. No, è ovvio che è un'ingiustizia, però è altrettanto vero che era scritto così, che il cibo da asporto si consuma a casa. Guardate, quello è un passaggio purtroppo che ci ha permesso di tenere in piedi l'ordinanza. Se avessimo detto il cibo da asporto si consuma in loco, l'ordinanza sarebbe decaduta dopo un istante della firma. Per cui non è, diciamo che è stata una scelta obbligata di scrivere l'ordinanza così, perché ricordo che se non facevamo l'ordinanza nessuno poteva andare a comprarsi il caffè piuttosto che la pizza o il kebab o quello che è. Questa è la verità. E andrebbe anche in teoria ordinato, ove possibile, poi anche se anche detto, no? Però ovvio, ma a me spiace, però purtroppo quella era la soluzione, se no non aprire nulla. Per quanto riguarda invece le sagre, intanto ti ringrazio per la domanda, ringrazio le Proloco per i tantissimi versamenti che hanno fatto giungere, cioè è Veneto fino al midollo spinale sto modo di ragionare, no? Il settore, tra i settori più in difficoltà sono quelli di tutti questi volontari che raccolgono risorse, che fanno investimenti per raccogliere risorse per la comunità. Nel momento in cui vengono meno le manifestazioni che non producono redditività e reddito, loro comunque decidono di autotassarsi per versare. Guardate, sono centinaia e migliaia di euro che le singole Proloco stanno mandando, quindi grazie di cuore alle Proloco. Proloco purtroppo, assieme ad altre categorie che sono quelle degli spettacoli viaggianti, quindi di tutto il mondo delle giostre, piuttosto che le discoteche o quant'altro, vivono della presenza della massa, no? Dell'assembramento, dell'aggregazione di persone. Io spero che da dopo il 18 si riesca questo DPCM resta in vigore fino al 18, giusto? Ma insomma, il 18 comunque è una deadline, cioè è comunque un momento di tagliando da quel che si capisce. Cerchiamo di capire se riusciamo anche in base ai dati, perché poi dico, il nostro futuro
è nelle nostre mani, cioè se tutti ci comportiamo correttamente, rispettiamo le regole che sono minimali a questo punto, no? Sono quelle di portare la mascherina quando c'è qualcuno da vicino, e vuol dire che possiamo arrivare al 18 con bei numeri. Se arrivo al 18 con la doppia di terapie intensive va a finire che ci tocca fare un'ordinanza per tornare a chiudere, cioè. Ma questo ce lo impone la legge, cioè non è che ce lo inventiamo noi perché siamo dei dittatori, cioè qualcuno non ha ben capito che questi sono strumenti di sanità pubblica, cioè non è, funziona così purtroppo. Gatto, Sky TG24. Buongiorno Presidente. Ciao Gianfranco. Vabbè sì, la prima domanda che volevo fare ha già risposto rispondendo alla Maria, perché sia ieri che a Verona che stamattina a Treviso ho visto tantissima gente che ordinava lo spritz takeaway e lo beveva davanti al bar, e le volevo chiedere se era un comportamento corretto. Sono multabili. Sono multabili, quindi ok. Seconda cosa, le polizie locali, ieri sono stato a Verona, ma anche a Treviso, insomma Venezia, ci chiedono di chiederle un aiuto per poter, come dire, aggiornarsi molto più facilmente, poter poi applicare le regole in questo, tra virgolette, chiamiamolo caos normativo, ma non certo per colpa della Regione Veneto. Parliamo di decreti del governo, ordinanze regionali, deroghe, cose così. Come possono fare per far bene il loro lavoro? Guarda, grazie per la domanda. Io dico che siamo in un momento non di pace ma di guerra, quindi come al solito non è che puoi girare con quel manuale e trovare il codice perfetto esatto da applicare e quindi l'infrazione. Dico che poi loro stanno facendo un lavoro eccezionale, tutti coloro che controllano, poi ci vuole buon senso, no? Perché a volte arrivano dei video, capisci che è la famiglia, cioè, ci sono delle situazioni nelle quali la mela a metà non si riesce mai a spaccare. Noi italiani poi siamo stati educati purtroppo, soprattutto dalla comunicazione in quest'era moderna, che c'è sempre la lesa maestà da un lato e dall'altro che bisogna sempre essere, come si può dire, che tutto ha una spiegazione, cioè, la mela a metà non si taglierà mai, provateci finché volete, non sarà mai una metà perfetta. Allora dico, usare un po' di buon senso, l'ordinanza regionale finché non ha problemi vige, e le forze dell'ordine sono assolutamente collaborative, dopodiché rendiamoci conto che 400 euro, mi permetto di dirlo, mi assumo responsabilità, sono 400 euro, quindi capisco che la legge è uguale per tutti, però un discorso è elevare uno 400 euro per un caffè, un discorso è elevare uno 400 euro perché si ostina ad andare al supermercato senza guanti, senza mascherina e magari fa anche il fenomeno. Sono due mondi diversi. Ponderato Mediaset, qualche domanda? Ciao. Ciao. Alla fine per lei, visti i dati, letti i dati, il Veneto è davvero pronto a ripartire aprendo tutto o quasi tutto? Ma il Veneto riapre in linea con quello che sono poi le scelte nazionali, perché poi dietro c'è tutto il tema del comitato tecnico scientifico, per cui noi siamo pronti nel momento in cui il comitato tecnico scientifico va a valorare le aperture. Ma del buon senso della gente, secondo lei c'è da fidarsi? Ma guardi, del resto non ci sono alternative, io mi fido dei veneti, è altrettanto vero che oggi sappiamo con certezza che il futuro della nostra comunità è in mano ad ognuno di noi, la prima cura contro il coronavirus siamo noi. Che ogni regione scelga la linea da seguire è secondo lei la scelta migliore? Ma guardi, alla fine si sta facendo un gioco di squadra, perché poi mi sembra di capire che la stragrande maggioranza, se non la quasi totalità delle ordinanze che sono state fatte da governatori di tutti i colori politici vanno nella direzione più che altro di interpretare magari delle norme che hanno bisogno di interpretazione. Non a caso i cittadini si fanno molti quesiti. Ecco, un'ultima cosa, in questi giorni abbiamo visto tanti flash mob nelle piazze, nelle strade, manifestazioni di lavoratori e imprenditori. C'è ovviamente il timore che tra non molto ci si trovi di fronte ad una fase forse ancora più drammatica. Ma guardi, io li sostengo anche perché lo fanno in maniera civile e rispettosa delle leggi. Dall'altro ricordo che qui si va a protestare in Veneto per andare a lavorare e non per stare a casa. Finita la festa, scusate. Se posso un'altra domanda, Presidente. Domani appunto 1 milione di veneti riprenderà, diceva lei un attimo fa. Una delle questioni più da lunedì, vabbè scusate, 4, sì. Una delle questioni più delicate riguarda è il trasporto pubblico. Benissimo. Allora,
Cioè, se il distanziamento sociale può avvenire tranquillamente nelle piazze mentre si passeggia, probabilmente la coabitazione dentro a un treno e a un autobus è assai più complicata. Lei ha dato delle direttive o compete ai sindaci, alle singole aziende di trasporto? No, ci sono delle linee guida, scusami. No, perfetto, ce le può ricordare per vedere il distanziamento sociale, che se da lunedì entrano in funzione il metro. Per la fase iniziale tentiamo di tenere il massimo. Quindi quelle simulazioni che ci avete mandato qualche giorno fa fanno test. Cerchiamo di capire quale sarà il carico, considerate che non abbiamo gli studenti, quindi in teoria si dovrebbero avere lavoratori, e entriamo in una fase, fra virgolette, anche per noi sperimentale. Quando dico noi dico tutti i governatori e anche per il governo. Cioè, oggi non abbiamo una dimensione a ricaduta, ovvio che la mascherina aiuta tanto anche rispetto anche in abbinata con il distanziamento sociale. Guarda, tu hai parlato di una preoccupazione, l'altra preoccupazione ci sarà lunedì e ne abbiamo parlato anche stamattina, è quella dei bimbi. Guardate che noi siamo molto preoccupati di questa storia qui e continuiamo a sollecitare il governo affinché, e noi siamo della partita, non ci chiamiamo fuori, non è un'attività da Lazzaroni, diciamo, parlate con Roma, noi siamo qui, quello che possiamo fare lo facciamo, però ci manca un aspetto, vorrei dirlo con chiarezza, noi qualche idea ce l'abbiamo, ma il vero tema è uno solo, che ci vuole una certificazione da parte del Comitato Tecnico Scientifico che si possano coinvolgere i bimbi e cominciare a portare i GREST ai centri estivi, perché se mi autorizzano a far questo, noi comunque con la rete del volontariato in Veneto, con le scuole paritarie, con i GREST, con i centri estivi, con i privati che hanno le loro strutture, una rete, un network lo mettiamo in piedi, però capite, cioè, io non posso firmare un'ordinanza che riguarda dei bambini se non ho il mondo della scienza che mi certifica, perché non voglio avere sulla coscienza neanche un bimbo che si striscia un'unghia. Quindi il limite oggi non è solo di natura finanziaria, ma è anche di natura sanitaria. Allora, come dicevo prima, abbiamo dopo il giorno di festa veramente tantissime domande da agenzie, quotidiane e siti online. Allora, cominciamo dall'ultima arrivata, andiamo alla prima. Piero M, Giornale di Vicenza. Precisazione, da lunedì ci sarà allora l'obbligo di avere addosso la mascherina anche all'aperto? Ma guardate, il DPCM è molto chiaro, dice che la mascherina va utilizzata in tutti i contesti nei quali non c'è il distanziamento sociale. Allora, buona norma, domani lo cercheremo di definirlo meglio nell'ordinanza, è che uno deve girare con la mascherina e quando incrocia qualcuno, se va a piedi, se la tira su. Semplice, ovvio che se sei in mezzo ai campi da solo non ti serve la mascherina, però non dobbiamo arrivare al livello che dobbiamo normare e fare anche l'app che suoni, tira la sua mascherina, tira la sua mascherina, perché sennò i veneti non hanno bisogno di questo. Anna Bianchini, Alto Vicentino, Alto Vicentino. Le migliaia di tamponi che vengono effettuati ogni giorno, a quali categorie sono prevalentemente destinate? Sanità, sociale, quindi immagino RSA? O ci sono anche altre categorie rilevanti? No, guardate, è molto semplice, noi facciamo ciclicamente il tamponamento 10-20, come l'abbiamo chiamato noi, 10 giorni per i medici sovraesposti, diciamo terapie intensive, malattie infettive e quant'altro, e 20 per tutti gli altri sanitari, ogni 20 giorni o 10 giorni. In più facciamo, diciamo, in continuo, sempre in real time fra l'altro, il tamponamento e i test nelle case di riposo. Abbiamo finito il primo giro, abbiamo già reiniziato il secondo giro. I soccorritori, i volontari, le croci, le forze dell'ordine, ma poi all'inizio ovviamente abbiamo i positivi, i ricoveri, i contatti di ricoveri che sono la base di sanità pubblica. Cioè il metodo VO continua a esistere. Ah sì, scusa, giustamente adesso mi ricorda tutti presi in carico in ospedale, quindi 2000 tamponi al giorno se ne vanno per i nuovi ricoverati. Oggi in ospedale in Veneto non si entra più se non si ha tampone, cioè meglio, entri, ti fanno il tampone, ti tengono isolato quelle ore che serve e poi vai direttamente. Specifica se devi fare la degenza o quindi No, sì, con la degenza, sì, non è che uno va a farsi una visita e fa il tampone. Razzanga Fettino, il decreto sull'algoritmo per le riaperture differenziate è stato concordato con le regioni. Lei è d'accordo su tutto o avrebbe cambiato? Ma no, guardate, ovvio, è talmente complicato che tutti avrebbero qualcosa da dire. Io penso che poi, sapete come dire, ma cominciamo a ragionare dei calcoli statici, visto che c'è l'ingegnere,
nella costruzione di un palazzo. Sicuramente possiamo addentrarci nei calcoli, robe paurose di numeri, però alla fine uno dice: ma senti, ma a casa, al di là dei calcoli, è fatta bene o no? Sì, non ha crepe, non ci sono infiltrazioni d'acqua, vuol dire che chi ci ha lavorato sopra ha fatto i conti bene. Io vi dico che le nostre crepe e le infiltrazioni d'acqua si chiamano terapie intensive e ricoveri. Se vanno su vuol dire che non funziona, se vanno giù vuol dire che funziona, appunto, per essere pratici. Dopo possiamo stare qui a fare gli algoritmi, tutto quello che volete, ma se si svuotano gli ospedali vuol dire che la gente sta bene. Scusate, io mi chiedo scusa con chi mi ha mandato la domanda, ma è un numero che non conosco e un sito che non conosco, la rivolgo lo stesso. Le ULSS sono intervenute in soccorso delle RSA con le forniture di dispositivi. Adesso che si va alla normalità, chi se ne dovrà occupare? Ma guardate, noi facciamo un'azione di sanità pubblica. Attenzione che le parole hanno un senso: sanità pubblica, nel senso che noi ci siamo inseriti in questa partita delle case di riposo proprio nel momento in cui c'è stata l'emergenza. Non vi sto a dire che non c'è nessuna legge che vieta alle case di riposo di comprarsi le mascherine, anzi, però noi ci siamo, figuratevi se lasciamo gli anziani e gli operatori senza mascherine. Però forse è giusta la domanda, è bene chiarire che le mascherine se le dovrebbero acquistare, dopodiché noi ci siamo, le forniamo, ma loro possono tranquillamente acquistarsele, cioè non è... lo facciamo volentieri, però ripeto che non passi neanche l'idea che se ci sono è merito di qualcun altro, se non ci sono è colpa nostra. Cioè, oggi sul mercato le mascherine ci sono, quindi gli operatori hanno delle strutture, i datori di lavoro che devono comunque garantirgli le protezioni individuali. Noi le garantiamo, ma lo facciamo perché abbiamo messo in piedi un progetto di sanità pubblica. Vi è chiaro? Non ha nessun intento polemico, non lasciamelo spiegare bene. Però se la signora Maria si chiede chi deve comprare la mascherina a un operatore, che è il datore di lavoro, punto. Cioè, dopodiché le forniamo noi perché ci va bene aver sotto controllo la situazione, è un momento difficile, ma oggi le mascherine ci sono e ne forniamo tutte le mattine, ne forniamo 240.000 alle ULSS che poi vengono distribuite alle case di riposo. Questione trasporti, ci torna Domenico Basso, direttore di TVA. Alcuni operatori sanitari segnalano che mancano alcune corse di treni su orari funzionali al loro lavoro. Vedrete che ci saranno correzioni negli orari? No, penso di sì. Se dopo questi operatori sanitari, mi perdoni il direttore Basso, oltre a segnalarlo al direttore Basso, lo segnalano magari al loro datore di lavoro, riusciamo anche a risolvere il problema. Ormai c'è l'abitudine di parlare col giornale, con la televisione, e dopo dimenticarsi magari che il vicino di scrivania c'ha il piano degli orari di treni che magari riesce a risolverlo direttamente, no? Galvan Ansa, lei pensa che lunedì 4 ci sia spazio per riaprire con una sua ordinanza parchi e giardini pubblici? No, sono già aperti dal DPCM. Ok, scusate. Le ciclopedonali. Cioè, i parchi e i giardini pubblici sono aperti. L'unica roba da evitare è l'assembramento. Poi domani nell'ordinanza che prorogheremo spieghiamo un po' meglio questi aspetti. Quindi domani sarà un'ordinanza in proroga, però diciamo anche, come si può dire, anche una mezza ordinanza da FAC, no? In maniera tale che diventi un po' un portolano, definiamolo così, no? Per tutti per regolarsi. Il collega Baschieri del Corriere del Veneto ha una domanda: lunedì riaprono i circoli del tennis per far allenare i giocatori di interesse nazionale individuati dal DPCM. Un chiarimento comparso ieri sul sito della Regione fa capire che con il massimo delle precauzioni e la chiusura degli spazi comuni, i campi dei circoli possono essere prenotati online e occupati. Alcuni circoli oggi sono aperti. Ha intenzione di fare un'ordinanza specifica? Guardate, domani affronteremo tutti questi temi, ne parleremo, ancora stiamo approfondendo molti temi. Nicolussi Moro, scusate, dunque, ecco qua. L'ultimo decreto firmato dal ministro Speranza prevede che le regioni debbano monitorare almeno il 60% dei sintomatici. Oltre alla sorveglianza telefonica, siete pronti anche con l'AIP? Noi siamo pronti con la sorveglianza telefonica, l'applicazione
se si riferisce no, per l'applicazione nazionale è un'altra roba. Noi stiamo lavorando a un'applicazione che non c'entra niente con l'applicazione nazionale e non c'entra nulla con la verifica dei contatti, ma è un'attività per ovviamente monitorare chi è a casa, cioè che chi è a casa si iscrive per dire sto bene, sto male, ho la febbre, non ho la febbre, per capirsi. Perché ogni volta che si parla di applicazione si apre un mondo. Da Malavasi, gente veneta, dato lo stop di 2 mesi dell'edilizia, ci sono molte pratiche edilizie che sono bloccate, adesso si rischia di non arrivare a buon fine perché le scadenze sono imminenti. È probabile una dilazione delle scadenze o una semplificazione. È possibile anche incentivi regionali a chi costruisce case energicamente efficienti e non inquinanti? Da farsi a casa immagino. No, non lo so, scusate la battuta. Ma sì, penso che lui abbia ragione, nel senso che Malavasi abbia assolutamente ragione, nel senso che spero, ma aspetta al legislatore nazionale identificare proroghe per scadenze in materia urbanistica e edilizia. Ovviamente abbiamo avuto tutte le amministrazioni che hanno lavorato, come si può dire, hanno prodotto di meno per la tragedia del coronavirus. Penso che si ripartirà assolutamente a pieno ritmo, forse una preghiera che varrebbe la pena di fare, che poi è difficile mettere nero su bianco, no? Però forse varrebbe la pena di pensare cosa è stata questa tragedia, che cos'è questa tragedia, forse varrebbe la pena, se vogliamo far ripartire l'economia, anche avere un approccio un po' più easy rispetto a spesso l'atteggiamento che abbiamo avuto tutti nella vita di fare gli azzeccagarbugli, no? Su ogni roba c'è sempre da ricamarci sopra. Adesso per far partire l'economia bisogna fare in modo che la gente possa anche fare quello che doveva fare, cioè farsi un bagno, un ampliamento, sistemare, anche chiamare il pittore a casa, il bianchino a casa, serve, fa economia anche quello, ma bisogna non aspettarsi 3 mesi per avere un'autorizzazione, insomma, se serve l'autorizzazione, magari c'è di mezzo la paesaggistica o che so, insomma una preghiera, un appello a tutti, noi per primi dobbiamo adeguarci a questo sistema, parlo noi come ente pubblico. Un'ultima domanda, poi passiamo alla sala, è un collega di Salmaso, Luca Preziusi del Mattino di Padova. La comunità scientifica a cui la Regione fa riferimento, il professor Crisanti, non si era già espressa contro le riaperture? Ma no, ne abbiamo parlato ieri anche di questo, e il professor Crisanti è uno scienziato, giustamente lui dà il suo spaccato, no? Cioè, è come se dicessimo, giustamente è un esempio che si fa spesso, no? Che le strade sono pericolose, quindi perché la gente non si ammazzi più in strada bisogna chiudere le strade. Ovvio che se uno fa un'analisi certa dice per avere mortalità zero non si va più in macchina, neanche a piedi, perché uno può slogarsi una caviglia, neanche in bicicletta, tutti a casa. Dopodiché c'è un punto di equilibrio che dice mettiamo i limiti di velocità e facciamo in modo che se tutti li rispettano nessuno fa incidenti. Poi c'è chi non li rispetta e va a far male a qualcuno o si fa male da sé. E questo è il ragionamento, quindi io non dico che il professor Crisanti dice bestialità, anzi, ma dà una visione autentica, una lettura autentica di quello che è la lettura che dà un microbiologo, un virologo, punto. Sentite, se noi chiedessimo a un medico dietologo qual è la dieta ideale, vi dice mandate una portata a pasto, mangiare leggero, mangiare presto la sera, evitate di caricare in dolci e altre robe, ok. Se poi lo chiedete a uno che organizza la sagra con la polenta e salsicce, vi dice che potete mangiare tranquilli. E di mezzo c'è un punto di equilibrio, no? Che non puoi mangiare salsicce tutti i giorni, però ogni tanto sì. Questo così funziona. La seconda domanda del collega del Mattino, è vero che ci sono le mascherine, però non si trovano più i guanti né nei supermercati né nelle farmacie. È un problema, tanto è vero che nelle ordinanze c'è scritto i guanti o soluzione igienizzante. Quindi il problema è risolto, basta igienizzare le mani. Una seconda domanda giunta nel frattempo dalla Vantà, sempre con riferimento all'algoritmo sulle riaperture differenziate. Se l'algoritmo fosse in vigore oggi, chi riaprirebbe? No, sì, ho capito. Cioè, l'algoritmo ci permette di fare molte valutazioni. Di certo il Veneto è in linea e potrebbe affrontare qualsiasi attività. La verità è che poi dobbiamo avere l'avallo del Comitato Tecnico Scientifico, perché oltre all'algoritmo oggi il tema della procedura nelle aperture non prescinde da avere il parere del Comitato Nazionale. Perché il Comitato Nazionale? Perché è previsto dallo stato emergenziale.
Perché qualcuno potrebbe dire, ma non ce l'avete anche voi? Sì, ce l'abbiamo anche noi, ma per legge è quello che deve dare il parere. Ultimissima domanda, Radio Cornigliano, Michele Borella, che messaggio vuole rivolgere agli imprenditori delle varie categorie anche dopo le manifestazioni di protesta, quando ci saranno novità? Ma l'ho detto prima, nel senso che è una protesta particolare, civile, rispettosa, educata, ed è una protesta che vede gente che va in piazza perché vuole lavorare. Penso che questo sia unico, no? Cioè, come si fa a criticare chi chiede lavoro? Peraltro vorrei dire, non in maniera irresponsabile, questi sono commercianti, lavoratori o quant'altro che ci vanno dicendo, rispettando le regole, perché a noi ci chiamano e ci dicono diteci cosa dobbiamo fare ma fateci aprire, e spero che già la prima apertura di lunedì vada in questa direzione. Ovviamente resta il grosso problema di tutte le attività commerciali, perché poi resta il problema delle attività commerciali, che è uno dei grandi problemi. Emiliano? Sì, era un po', buongiorno, questo è il tema che volevo affrontare con lei, Presidente, visto che abbiamo vissuto in questi giorni, insomma, le lamentele giuste dei nostri artigiani, che vi hanno chiesto, insomma, di farvi portavoce con il governo. Voi avete vissuto quotidianamente molte videoconferenze con chi alla fin fine decide se c'era qualche, insomma, finestra, se c'era o se rimangono quelle 2 date fisse così come attesa, quindi sto parlando del 18 maggio e del 1° giugno per i nostri artigiani. E imparando un pochino anche in questi giorni, vivendo sempre qui con voi, visto il cavillo, ne avevo un po' anche già accennato con il dottor Parmigiani, visto il cavillo di quando si può prenoto il cibo, c'è una categoria che ha chiesto più volte di far presente la loro problematica, e cioè le aree di servizio, quelle extraurbane e nelle tangenziali. Loro non possono ancora elargire cibo, il panino, piuttosto che perché non c'è il gioco della prenotazione. Anche per loro un po' dimenticati, mi faccio un po' portavoce. Sì, ovvio, immagino che il tutto si risolva con l'apertura dei bar e dei ristoranti, che stanno vivendo un momento tragico. Ricordiamo anche che sono fondamentalmente legati all'attività di promozione del territorio, turistica, dei servizi, in un turismo che nelle 50.000 figure che perdono il lavoro con questa crisi in Veneto, 35.000 sono i posti persi nel mondo del turismo, quindi è una tragedia nella tragedia. E in tutto questo contesto, peraltro c'è una comunicazione, avete visto che io ho contestato quei bozzetti dei box in plexiglass, ci siamo fatti male con quei box, siamo finiti sulla stampa internazionale con la foto delle spiagge, con i rendering, con i box, quindi è stata un'uscita purtroppo che ci ha danneggiato, perché io ho le aperture di giornali svedesi con la prima pagina proprio un lenzuolo con la foto della spiaggia con tutti i box. Voi immaginate cosa può decidere di fare in vacanza un turista e dice ma non ho capito, vado via dal freddo quando dentro su un box, quindi i danni che hanno il mondo del turismo sono ingenti, quindi bisogna partire subito con la promozione e apertura. Penso che tutto si risolverà su questa partita. Guardate, saranno fondamentali i prossimi giorni, anche perché il mondo degli operatori, mettendo al centro anche questi, hanno necessità di sapere quando si aprirà, ma saperlo per tempo, perché c'è tutto il tema degli allestimenti, della promozione o quant'altro, non possono chiamare i loro buyer in giro per il mondo se non sanno quando si aprirà, perché se sanno che si apre il 1° giugno, che gli stabilimenti balneari cominciano a fare un'attività, altrimenti no. Quindi è veramente complicata sta storia. Allora noi cosa facciamo? Vogliamo fare questo percorso non in antitesi ovviamente a quello che sta accadendo, ma semplicemente per far sì che si apra velocemente. Se devo dire la mia opinione, se le cose vanno bene, ma qua dobbiamo impegnarci tutti, il 1° giugno è tanto in là. No, io penso che possiamo affrontare, si possa affrontare tutti assieme, senza contrapposizioni. Ovviamente anche altri ragionamenti rispetto alle date, ma tutto è funzionale al fatto di vedere come andrà. Guardate che il 4 è una grande prova del 9 per noi, perché se abbiamo una reinfezione capite che per assurdo chi non vive di turismo danneggia il turismo, chi non vive di bar e ristoranti danneggia i bar e ristoranti, rischiamo di far chiudere quello che è aperto e di far morire definitivamente chi non ha mai aperto, e questo è un grande senso di responsabilità.
anzi una grande responsabilità. Anna Maria Parisi. Sì, Presidente, altre due domande. Rifacendomi a quanto appena detto lei appunto della gente che abbiamo seguito anche noi ieri, che è scesa in piazza chiedendo il lavoro, tra questi anche la categoria di estetisti, parrucchieri e barbieri, che adesso dalle prefetture hanno ricevuto la segnalazione che sarebbero stati attenzionati, quindi forse potrebbero anche essere passibili di sanzioni per... Guardate, io sono per il rispetto della legge, però siamo in un momento nel quale se uno non spacca tutto e rispetta il distanziamento sociale e alla mascherina, si deve anche capire, non è che possiamo pretendere che dai una smartellata su un dito uno e questo non deve dire neanche ai, perché è difficile. Vabbè che ci sono le leggi, vanno rispettate, però penso che abbiamo tollerato in questo paese proteste di piazza che hanno devastato le città, no? Questi non sono dei devastatori, hanno lasciato le città più pulite di prima. E poi un'altra domanda che arriva dal Focus, la trasmissione condotta dal nostro direttore Luigi Bacialli. Ieri sera tra gli ospiti anche Massimo Cacciari, che ha detto, auspicando l'intervento del Presidente Mattarella, visto che il Governo non ha ancora presentato un piano per la ripartenza, ha invitato appunto, ha suggerito al Governo che sarebbe auspicabile non pagassero le tasse anche quelle categorie che abbiamo appena citato. Cosa ne pensa lei al riguardo? Penso che l'abbiamo già detto noi. E le ultime due domande, in realtà la seconda che non è una domanda ma è una riflessione su un sacco di segnalazioni che mi arrivano, quindi diciamo è una domanda implicita. Antonella Gasparini di Venezia Today dice: ora le regioni dovranno coordinarsi con il governo fornendo costantemente i dati. Cosa ne pensa di questo coordinamento? Ma che lo facciamo già dal primo giorno, non c'è nessuna novità sotto il sole, noi forniamo i dati in tempo reale tutti i giorni. L'ultima non è una domanda, ma mi arrivano un sacco di segnalazioni con domande implicite. Il Veneto si riempie di cartelli in cui la ringraziano. Ha qualche osservazione in merito a questi cartelli? Uno è comparso anche qui oggi. Sì, ho visto anche uno davanti a casa mia tempo fa, e ringrazio tutti, ringrazio anche questi ragazzi che l'hanno fatto, ovviamente è un segno di vicinanza, ma non a me, direi a tutta la squadra, a tutti coloro, ma anche i veneti, permettetemi di dirlo, perché poi questo è un lavoro che facciamo tutti assieme, quindi grazie soprattutto ai tanti giovani che si stanno adoperando per dare una mano alle persone in difficoltà, grazie a tutti i giovani che si sono messi a disposizione nelle associazioni di volontariato e grazie anche al sostegno che danno le nostre amministrazioni. E con questo, se gli assessori non hanno da chiarire... Grazie, c'è un tema sempre caro, quello delle elezioni, Presidente. Allora, non so fino a quando andremo avanti con questo ping pong io e lei, però io ho l'impressione che... Io ho l'impressione che te abbia mangiato folpi. No, io ho l'impressione che alla fine, ma c'è qualcuno che sta pensando a Roma che sia il caso di andare a votare per un equilibrio politico un po' più grande e nuovo rispetto a quello, no? Delle regioni. Quindi lei, insomma, la Lega ha occupato il Parlamento, una cosa un po' sessantottina mi pare, insomma. Infatti voi votate noi adesso. Ecco, certamente, siamo diventati anche noi nostalgici del 68. Non so Salvini dove l'abbia fatto il 68, francamente. Ecco, detto questo. Io in PDL. Ecco. E poi le 13 regioni hanno, come dire, firmato un documento comune di netta critica al governo. Cosa vede lei all'orizzonte? Non pensa che ci sia... Guarda, io non ci vedo tutte queste contrapposizioni. La Lega, visto che me l'hai chiesto te, io sono sempre rispettoso di non parlare di politica, come avete visto. Dico che secondo me ha fatto bene, ha posto la questione. Tutti si sono accorti che esiste un Parlamento e tutti si sono accorti delle questioni poste. Peraltro posso dire, l'azione della Lega ha dato modo anche di sentire tutte le campane, perché tutti vedendo questa protesta hanno poi ascoltato anche i discorsi di diversi leader e si sono fatti tutti un'idea. Beh, una bella promozione anche civica, se volete, no? Grazie ai miei colleghi si è acceso un riflettore sul Parlamento, che non è roba da poco in questi momenti. Dall'altro ti dico che rispetto alle elezioni noi abbiamo un'audizione in commissione della Camera martedì mattina alle 10, 10:20, 10:20, non so qual è 10:20. Vabbè, non so, 10:20. Guardate, io penso che si possa ancora correggere il decreto presentato dal governo.
con serenità, con spirito di collaborazione, quantomeno tenendo aperta anche un'altra possibilità che è quella estiva. Dopodiché, ovviamente, vorrei ricordare che... Sì, ma infatti Salvini ha confermato questa ipotesi. Non fare come i tuoi colleghi che leggono un'agenzia e fanno finta di non vedere l'altro. Non vorrei esagerare nel dialogo con lei, ma Salvini modestamente ha detto che in Campania non si può votare perché non ha avuto tempo di pensare alle liste, l'abbiamo anche scritto questo. Poi 2 ore dopo, quando qualcuno gli ha fatto presente la clamorosa gaffe nei confronti del Veneto, è arrivata un'agenzia, un'ACI per la precisione, attribuita a fonti interne alla Lega, in cui dicevano no, il Veneto invece può votare tranquillamente. L'abbiamo anche scritto, cioè sono ovviamente posizioni diverse. La posizione di Salvini è chiara, che è la posizione della Lega. Quando in Parlamento si discuterà del provvedimento, la nostra posizione che verrà sostenuta è quella di avere la più ampia finestra possibile. Voglio ricordarvi che fin dal primo giorno i governatori hanno chiesto che comunque ci sia questa finestra, poi autorizzata nella fase operativa da un parere del Ministero della Salute. Quindi non è che uno ha detto si fanno a luglio, punto e basta. C'era scritto, per cui dire che è un atto di irresponsabilità, no, poi immaginate se si apre tutto il 18 di maggio, spiegare che il 18 giugno, 18 luglio, dopo 2 mesi non si può andare a votare, la vedo dura da spiegare. E quindi martedì lei è a Roma sempre per la questione? No, io sono qui in videoconferenza, quindi non vi liberate di me. No, ma questa audizione quindi diceva martedì? No, c'è l'audizione proprio alla Camera per il decreto, per le elezioni. E lei chi ha delegato? Io? Mi sono autodelegato. Come videoconferenze c'è il dono dell'ubiquità ora. Sì, questo sì. Questo è un grande vantaggio. Grazie. Grazie a tutti. Grazie, buongiorno. Grazie a voi. E buon weekend, ci vediamo domani. Grazie. Così allora il governatore del Veneto, Luca Zaia, l'avete sentito, fra poco faremo una sintesi anche con la nostra Anna Maria Parisi che ha seguito la conferenza insieme a noi, insieme a voi, con Paola Barbato. Insomma, avete sentito, domani verrà presentata la nuova ordinanza che di fatto prorogherà con alcuni aggiustamenti l'ordinanza precedente del Veneto, anche per andare in linea un po' con quello che sarà poi il 4 di maggio, quindi la nuova fase, la fase 2, che continua comunque ad alimentare polemiche. Peraltro faceva accenno proprio il governatore Zaia durante la conferenza stampa alla polemica che si è innescata tra il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera di Padova e i medici specializzanti. Ve la raccontiamo in questo servizio, questa polemica delle ultime ore. Perché le riflessioni che sono state fatte sono state estrapolate da un seminario che era orientato a valutare i rischi e le problematiche relative alla cosiddetta fase 2. No? E quindi i ragionamenti che abbiamo trattato riguardano aspetti epidemiologici di carattere preventivo, no? e non erano giudizi attinenti a categorie professionali. No? Risponde così il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera di Padova. L'accusa che gli veniva mossa era quella di aver detto, in un seminario via web, che il contagio da Covid-19 è favorito dagli specializzandi. Una frase estrapolata dal contesto, secondo il dirigente della sanità padovana. L'apporto degli specializzandi non è mai stato e mai sarà messo in discussione, ci dice. Esprime un ringraziamento a tutti i medici in formazione e che in questi mesi si sono impegnati per il contenimento dell'epidemia, contribuendo a ottenere risultati che sono stati sotto gli occhi di tutti, sia in termini clinici che di personale infettato. In virtù dell'impegno profuso e delle competenze riconosciute, molti di medici in formazione operanti in area Covid hanno anche potuto firmare un contratto di lavoro e allo stesso tempo si prendono le distanze da libera interpretazione destituite da qualsiasi fondamento circa una presunta e mai assunta maggiore pericolosità di medici in formazione o comportamenti volutamente scorretti. A sollevare il caso l'Associazione dei Medici Specializzanti di Padova, MESPAD, che chiedono un incontro urgente con la direzione e le scuse. Il direttore sanitario ribadisce che non c'è la volontà di accusare una categoria o di sottovalutare la professionalità di qualcuno. Ci si rammarica se, nonostante gli elementi sopra definiti, in qualcuno permanesse la percezione di una scarsa considerazione del momento, che ciò non è mai stato nell'intenzione delle direzioni, e ci si scusa per l'equivoco del momento, che non era intenzione di offendere nessuno.
Quindi anche prima che Zaia invocasse le scuse, come ha fatto nella conferenza stampa, erano già arrivate questa mattina le scuse del direttore sanitario dell'azienda ospedaliera di Padova. Insomma, è un caso che si è creato in queste ore. Come un caso è quanto ha scritto sulla sua pagina Facebook il vescovo di Chioggia, Monsignor Tessarollo. La questione è quello dei funerali in chiesa dal 4 di maggio, pur con tutte le restrizioni, e sono proprio queste restrizioni che hanno spinto il vescovo di Chioggia a dire: non lo possiamo fare, ho detto ai miei parroci, non si possono fare. Peraltro adesso è arrivata una nota, la leggeremo fra poco, anche del Patriarcato di Venezia, che dice: impossibile per noi dal 4, visto che di fatto servono i termoscanner, servono i termometri, insomma servono delle strumentazioni che ancora non ci sono. Più a fondo è andato invece il vescovo di Chioggia. Il nostro Lorenzo Maier ci ha girato questo video proprio del vescovo di Chioggia. Adesso vediamo se riesco a recuperarlo, perché no, in questo momento non riesco più a recuperarlo. Va bene, ci riprovo fra pochissimo con le parole di Monsignor Tessarollo, che proprio per noi ha rilasciato delle dichiarazioni. Vediamo se riesco adesso. No, in questo momento non ci riesco, fino a qualche secondo fa ci riuscivo, non importa. Vi leggo allora la nota del Patriarcato. Le norme adottate per celebrare i funerali dal 4 maggio spingono il Patriarcato di Venezia a rinviare. La diocesi sta provvedendo a ordinare i termometri digitali da fornire in tutte le chiese attraverso un unico centro di acquisto, e l'ordinario comunicherà la data in cui potrà riprendere la celebrazione delle esequie per tutto il territorio del Patriarcato, comunica il vicario di Venezia, Monsignor Daniele Memo. Nel frattempo si continuino ad applicare le prescrizioni emanate l'8 marzo 2020, ossia nella impossibilità di ogni celebrazione esequiale è consentita la sola benedizione della salma in occasione della sepoltura o prima della cremazione, evitando ogni assembramento di persone e rispettando sempre il criterio di garantire non meno di 1 metro di distanza tra le persone. Questo fino a che non ci sarà dunque, non arriveranno i termoscanner, i termometri, quindi ne fa una questione molto più concreta, diciamo, il Patriarcato di Venezia, che dice: dobbiamo aspettare che arrivino queste strumentazioni e prima di allora non potremo fare i funerali in chiesa. Ne fa invece una questione più polemica il vescovo di Chioggia, che dice: noi non possiamo essere i guardiani sanitari delle persone, quindi ho detto ai miei parroci no, non possiamo farlo. Questa è la polemica. Vediamo se riesco, eccolo qua, a vedere adesso. Eccolo qui, adesso vediamo il vescovo di Chioggia, me l'ha appena rimandato il buon Lorenzo Maier. Allora, il vescovo di Chioggia, Monsignor Tessarollo, poco fa. Sentiamo. Buongiorno, allora qualcuno chiede le indicazioni che ci vengono per la celebrazione anche dei funerali con al massimo 15 persone. Cosa vuole? Ci viene chiesto di avere il termoscanner, perché sia che si celebrino all'interno che all'esterno, tocca alle parrocchie, al prete, controllare che nessuno abbia la febbre. Ecco, trattandosi sia di celebrazioni libere o del funerale, si pensa che la nostra gente non è che verrà in chiesa se ha la febbre. Comunque purtroppo le richieste sono state pressanti, anche per chiedere che non siamo sottoposti a questo obbligo, però questo è richiesto. Vuol dire che non ci possiamo fidare neanche della gente che viene in chiesa, che venga. A me sembra strano che se hanno la febbre vengano in chiesa. Comunque questa è la legge, se non chi per le parrocchie che non ce l'hanno faranno almeno celebrare finché non si adotteranno dello strumento. Auguri, che il Signore ci conservi in salute, grazie. Così allora il vescovo di Chioggia Tessarollo, che su Facebook era stato più duro dicendo: ci hanno gabbati, ci hanno ingannati sui funerali nel suo messaggio Facebook. Questa è una polemica che riguarda le celebrazioni dei funerali.
Di scuole ha parlato anche, di bambini ha parlato anche il governatore Zaia poco fa. Non so se fra poco siamo in collegamento con Anna Maria Parisi e Paola Barbato. Fatemi un segnale, chiedo a Tony Esposito e a Roberto Durigon. Ecco, fra poco saremo in collegamento, ma non ancora, per fare un po' la sintesi di quello che ha detto Zaia anche sulle riaperture. Ha parlato anche dei bimbi, ha detto siamo molto preoccupati per i bimbi. Noi siamo stati i primi di fatto a ipotizzare la possibilità di una apertura degli asili, anche dei centri estivi, ma ci vuole il placet, il via libera del comitato tecnico scientifico per poter fare questo. Di questa innovazione, comunque di questa anticipazione del Veneto rispetto a tutti quanti in Italia ha parlato ieri sera in diretta Skype nella nostra edizione straordinaria, nell'ultima parte con Francesca Bozza, Stefano Cecchin, il presidente della FISM, la Federazione delle Scuole Materne, e ha appunto parlato non solo dell'ipotesi che si sta discutendo in questi giorni, ma anche di quello che potrà poi accadere per il nuovo anno scolastico. Allora sentiamo Cecchin, il presidente veneto della FISM, ieri sera in diretta Skype. Questa settimana è stata una settimana importante perché da un quadro di riferimento regionale è partita la regione del Veneto. Effettivamente bisogna dirlo, qui in Italia è partita la regione del Veneto con l'assessore Lanzarin, l'assessore Donazzani, il presidente Zaia a porre la questione dei bambini, a porre la questione della ripresa legata alla fase 2 e quindi al fatto che anche i genitori, dovendo andare a lavorare, soprattutto quando sono entrambi a farlo, c'è una questione che è quella dei bambini, quindi la cura, l'accoglienza dei bambini all'interno di strutture che possono essere quelle appunto associate alla FISM e anche altre, va bene, che li possono accogliere ovviamente a fronte di garanzie di sicurezza sanitaria. Si è lavorato in tutta questa settimana all'allestimento di un protocollo sanitario, o quantomeno abbiamo inviato delle note alla regione che sono state vagliate e sono oggetto di vaglio continuo anche tuttora in questi giorni da parte dei sanitari, perché ovviamente non siamo sanitari e quindi gestendo delle scuole dell'infanzia e degli asili nido possiamo occuparci della parte gestionale e di dare delle indicazioni, dei suggerimenti. Dopo ovviamente abbiamo bisogno di avere un quadro di riferimento sanitario. L'elemento di novità di questa settimana è che questo discorso si è spostato dal livello regionale, della Regione Veneto, va bene, sul quadro e sul livello nazionale. È partita il giorno dopo rispetto al Veneto anche l'Emilia Romagna con questa discussione, poi il Piemonte, poi altre regioni, la Toscana 2 giorni fa. Insomma, il presidente Conte ha fatto una dichiarazione appunto ieri relativamente ai bambini dicendo che bisogna tornare a occuparsi dei bambini. È opportuno ripensare di nuovo a loro. C'è stata un'apertura anche della ministra Azzolina, la ministra dell'istruzione, che ha detto non solo della ripresa di settembre, ma ha accennato, per fortuna, ai centri estivi, quindi a delle attività che potranno essere svolte addirittura anche nelle pertinenze, quindi nelle aree, ad esempio, degli esterni degli istituti comprensivi statali. Quindi noi come FISM abbiamo messo a disposizione le nostre strutture, il nostro personale. Ovviamente ci deve essere un protocollo sanitario di sicurezza per tornare ad accogliere i bambini. Si sta discutendo non solo a livello regionale, Veneto, ma a questo punto a livello nazionale. Questo è l'elemento di novità. Ovviamente ci sarà poi il parere tranchant del comitato medico-scientifico che dovrà dire a quali parametri si dovrà fare riferimento. Quindi ad esempio un educatore ogni 3 bambini nel segmento d'età 0-3 anni, un educatore o un operatore ogni al massimo 6 bambini per il segmento d'età maggiore 3-6 anni. Quindi pensiamo alle scuole dell'infanzia e pensiamo agli asili nidi, non chiamiamoli neanche più scuole perché altrimenti bisognerebbe pensare alla prospettiva di settembre, ma semplicemente utilizziamo questi contenitori, questi spazi che sono conosciuti dai nostri bambini, sono amati dai nostri bambini. Quindi c'è anche un discorso di continuità degli affetti, di relazioni che i bambini già hanno all'interno di queste strutture, con anche il personale, per fare in modo di continuare questo percorso, fare in modo di tirar fuori da casa, dal guscio domestico nel quale sono stati rinchiusi i bambini, perché a tutti gli effetti per 2 mesi e mezzo abbiamo sacrificato una generazione, che è quella dei minori, dei più piccoli.
bisogna tornare a pensare a loro. Il 28 di maggio ci sarà la giornata internazionale sul gioco del bambino, dedicata al gioco del bambino, il 28 di maggio. Cioè ci sono delle date anche fondamentali qui in questo mese che ci rimandano all'infanzia, all'esigenza dei bambini di giocare, di relazionarsi con gli altri per crescere. Le scuole monosezione o due sezioni faranno sicuramente fatica, perché tuttora fanno fatica. È ovvio che ci dovrà essere un intervento da parte dello Stato di copertura di questi maggiori costi e soprattutto delle minori entrate che abbiamo avuto, perché a tutti gli effetti questo sarà il combinato disposto: minori entrate adesso ma maggiori costi più avanti, sanificazione, numero ridotto di bambini e così via. Abbiamo chiesto nell'emendamento del decreto legge qui di maggio, in sostanza quello economico, maggiori risorse, vedremo se arriveranno. Servono maggiori fondi strutturali. A 20 anni di distanza dalla legge 62, la cosiddetta legge Berlinguer sulla parità, la parità è ancora incompiuta, ma è incompiuta, attenzione, per le nostre comunità, per i nostri bambini, per i nostri figli. Questo è l'appello del coordinatore veneto, presidente veneto della FISM, Stefano Cecchin. Vi leggo un'altra lancio di agenzia che riguarda Friuli Venezia Giulia e anche il Veneto. È un vero e proprio appello per segnalare il gravissimo disagio in cui versano migliaia di famiglie italiane che abitano a ridosso di due regioni e che non possono varcare il confine in base al DPCM. Lo ha lanciato l'onorevole Vannia Gava della Lega da Trieste. Nel provvedimento, precisa Gava in una nota, sembra non essere prevista alcuna deroga a favore di chi abita a cavallo di due realtà regionali, con una parte del nucleo familiare insediato da un lato del confine e parte dall'altro. Il tutto circoscritto comunque a un raggio contenutissimo, spesso nell'ordine di una manciata di chilometri. La conseguenza pratica suona assurda, ricorda la parlamentare del Carroccio. Succede infatti che un abitante di Erto e Casso sia astrattamente libero di guidare fino a Trieste, distante quasi 200 km di strada, in quanto resterebbe comunque all'interno della regione, ma non potrebbe scendere nella cittadina bellunese di Longarone, distante soli 5 minuti di auto. Episodi analoghi se ne contano numerosi nel paese, con persone impedite di riabbracciare i propri cari. Ritengo sia doveroso un maggiore approfondimento della problematica e un impegno affinché questi nostri cittadini non si trovino incolpevolmente in una prorogata quarantena affettiva inaccettabile. Questa è la nota di Vannia Gava e quindi pone il problema della impossibilità del blocco di spostamento tra una regione e l'altra, che come sappiamo è ancora operativo e sarà ancora operativo anche dopo il 4 di maggio, ma per queste realtà che si trovano proprio a ridosso. Ha fatto l'esempio di Erto e Casso con Longarone. Questo è un altro, ad esempio, spunto, un altro elemento che emerge nella giungla dei provvedimenti del DPCM, i tanti volti di questa emergenza, i tanti disagi di questa emergenza. Abbiamo parlato prima, ne ha parlato anche il governatore Zaia, anche di numeri dei contagi in Veneto, li vediamo, li ricordiamo, più 105 casi positivi nelle ultime ore, con attualmente positivi 7.451, siamo ampiamente sotto la soglia degli 8.000 casi attualmente positivi, con 7.165 persone in isolamento domiciliare, 970 le persone ricoverate in ospedale in area non critica per Covid-19 ma non critica, e 108 in terapia intensiva, meno 2, più 9 invece i decessi nelle ultime ore da ieri sera, 2 di questi all'ospedale di Treviso. Siamo a ridosso del limite delle 100 presenze in terapia intensiva, quindi si stanno svuotando pian piano le terapie intensive ed è una curva che scende, molto importante da seguire. Siamo a 108, è un indicatore importante ed è uno degli indicatori anche che entrerà in quel sistema, in quel percorso che ha spiegato questa mattina. Eravamo collegati in diretta con la conferenza stampa dei sottosegretari Variati, Baretta e Martella, in riferimento alla possibilità nei prossimi giorni di verificare se regione per regione ci possono essere delle aperture differenziate, quindi nella cornice del DPCM che parla di
18 maggio, 1 giugno, la possibilità di eventualmente anticipare alcune aperture in base a una determinata serie di parametri. Una di queste è proprio il numero delle terapie intensive, non è l'unico, insomma questo famoso algoritmo di cui si parla. A proposito di contagi, una notizia importante che viene dal Padovano, mentre ricordiamo che oggi di fatto inizia la fase 3 dello screening di Vo, ne parleremo questa sera nel corso dei nostri telegiornali. Una importante notizia che viene da Padova, ad esempio, è che il sindaco viene da Mestrino, con il sindaco che ha annunciato su Facebook la buona notizia in paese, dove non ci sono più persone positive alla Covid-19, quindi il contagio zero. L'annuncio l'ha fatto proprio su Facebook il sindaco di Mestrino. Vediamo se abbiamo di servizio allora su Mestrino, zero contagi. Lo vedo. Oggi, 1 maggio, si può considerare per Mestrino il giorno zero. Finalmente, dopo 11 settimane, 70 giorni, ho avuto conferma che tutti i nostri concittadini sono guariti. In questo momento nessun caso di Mestrino è positivo. Zero contagi e tutti guariti. L'annuncio arriva attraverso un messaggio su Facebook da parte del sindaco di Mestrino, Marco Agostini. Lo fa nel giorno della festa del lavoro per invitare ora tutti i suoi concittadini a un'azione di responsabilità in vista della riapertura del 4 maggio. Nel comune non ci sono più persone positive al Covid-19. 30 guariti, una persona deceduta. Si tratta di un anziano ospite di una casa di riposo a Galzignano. Ora, spiega il sindaco, bisogna continuare a comportarsi responsabilmente nel rispetto della propria salute e di quella degli altri. State certi che il futuro ci pone di fronte a delle difficoltà. Non siamo qui a dire che sarà tutto bello, tutto roseo. La ripartenza sarà dura. Sarà una battaglia economica, personale, fisica. Il primo cittadino poi spiega attraverso delle slide quali sono i comportamenti da tenere dopo il 4 maggio, invitando tutti ad evitare assembramenti. Sono consentite le visite ai parenti, ma bisogna evitare pranzi e cene in famiglia. I parchi sono aperti, ma sono da evitare i raggruppamenti. Tra 2 giorni la gente potrà muoversi di più e di conseguenza i dispositivi devono essere a disposizione di ognuno di noi. In caso non vi venisse consegnato, non scrivete su Facebook qui non è passato, come succede spesso, qualche lamentela, non fate queste cose. Chiamate il numero in sovraimpressione e sarete supportati attentamente e vi sarà consegnata la mascherina. Le raccomandazioni del sindaco di Mestrino, che ieri appunto ha annunciato su Facebook gli zero contagi nel suo comune. Allora siamo in collegamento con Anna Maria Parisi all'esterno dell'unità di crisi di Marghera insieme a Paola Barbato. È stata una giornata importante anche perché viene annunciata insomma la nuova ordinanza di domani con la proroga delle misure con qualche aggiustamento, è vero? Esatto, la proroga delle misure con qualche aggiustamento che naturalmente daremo nel dettaglio, come facciamo da 2 mesi a questa parte, nella giornata di domani, e in sostanza si prevede che ci saranno degli aggiustamenti per quanto attiene a nuove possibili riaperture sotto forma di take away, ma queste sono soltanto supposizioni nella teoria. Poi aspettiamo appunto il divenire della giornata di domani. Nello specifico poi, per quanto dicevi tu con i dati che hai poco prima del servizio, con la situazione in quel di Mestrino fornito in merito alla situazione sanitaria regionale, il governatore puntualizzava come la situazione vada monitorata appunto comune per comune, come con i tamponi che devono essere fatti non su un campione di gente che passa lungo le piazze, le vie, anche in questa stessa strada. I tamponi che devono essere effettuati con anche i contatti dei positivi. Ecco la valenza scientifica dei risultati. Questo è importante da sottolineare, considerato che poi ci sono tantissime indagini in corso. Questa
quella sanitaria di cui ha fatto riferimento il Presidente Zaia è quella che ai fini della prevenzione ha una valenza scientifica e viene presa in considerazione anche in virtù di possibili riaperture che, come diceva appunto il Presidente Zaia, hanno una deadline, è quella del 18 maggio. È possibile quindi che possano essere previste in anticipo rispetto alle misure dell'ultimo DPCM che dava come data del 1° giugno anche aperture in virtù di quello che accadrà con i tamponi effettuati prima entro il 18 maggio e da qui oggi 2 maggio a vedere quello che accadrà nel corso di queste 2 settimane. E poi un'altra cosa importante, quella delle elezioni regionali. Martedì prossimo ci sarà un'audizione importante, quella della Regione del Veneto alle 10:20 alla Camera, con buone possibilità, ha detto il Presidente Zaia, per una possibile correzione del decreto del governo che come lo sappiamo, lo ripetiamo, ha previsto le elezioni in autunno e Zaia è tornato a parlare di una finestra aperta ancora con l'ipotesi dell'estate. E poi per quanto attiene all'occupazione si è soffermato a parlare anche su una domanda specifica di un collega dell'occupazione della Lega in Parlamento. Bene, ha detto Zaia, considerato che si è potuto aprire a un dialogo non solo con la Lega ma anche con tutte le forze presenti al governo per avere una panoramica e un diorama decisamente più ampio rispetto alle comunicazioni che sono state date fino ad oggi e non soltanto via Facebook ma praticamente soltanto da una voce, quella del Premier Conte. L'uso della mascherina, come hai puntualizzato anche tu da studio, è fondamentale perché, ha detto il governatore, bisogna avere un uso consapevole della mascherina perché quando si parla di autonomia non soltanto in senso istituzionale con il voto che è stato espresso con il referendum, come puntualizziamo da diversi giorni e mesi a questa parte, ma anche con l'autonomia individuale che deve essere un'autonomia responsabile, un'autonomia di etica, di salute e prevenzione verso se stessi in primis e anche verso gli altri. Ecco perché la mascherina va usata soprattutto se si incrocia qualcuno che magari qualcuno che poteva essere positivo, qualcuno di infetto, è brutto dirsi così ma questa è la verità, che non sa di essere tale, quindi un portatore sano, asintomatico che passa e lascia nell'aria le famose bollicine di cui appunto si è parlato, i famosi droplet, le lascia nell'aria, io passo e non so come, ma vengo contagiato proprio da quello che resta nell'aria perché il virus ha questa caratteristica. Quindi l'uso della mascherina è fondamentale. Poi sentiremo nella giornata di domani quali saranno le misure che verranno prorogate nello specifico con la nuova ordinanza che entrerà in vigore da domani stesso o dal 4. Domande da studio? Ecco, no, volevo appunto dire una cosa importante che ha detto Zaia e ha diciamo, posto l'accento sul fatto da lunedì la questione non è più una questione di soltanto scientifica ma di responsabilità individuale, insomma questo l'hai un po' esatto. anticipato tu, insomma. Sì, beh, quella è fondamentale perché voglio dire, il governatore Zaia è stato molto pacato per quanto insomma con la sua autorevolezza ha continuato a dire di quanto sia fondamentale l'uso della mascherina e anche dei guanti che purtroppo non si trovano praticamente da nessuna parte, così come accadeva all'inizio dell'epidemia e anche a metà mese scorso non si trovava la mascherina, adesso sta accadendo la stessa cosa per i guanti e laddove non si ha la possibilità di usarli perché non si hanno fisicamente, ecco che è necessario usare il gel sempre che lo si trovi in giro. E quindi certo. Ha usato termini molto così chiari, forti, insomma, è stato ma chiaro. Certo non al pari del governatore De Luca dicendo che chi non usa la mascherina è una bestia, ma
cito testualmente le parole del governatore della Campania. De Luca diciamo, però, su questo insomma, è un professionista, insomma, lo conosciamo nel suo colore linguistico. certo. Però insomma nella sostanza, nel suo colore linguistico, ma nella sostanza quello è fondamentalmente. la sostanza, il messaggio è questo: bisogna usare la mascherina. Certo, poi fra l'altro chiederemo anche fra poco al nostro ospite, fra 10 minuti avremo il sindaco di Jesolo Valerio Zoggi in collegamento Skype, chiederemo anche cosa ne pensa di quella multa di 400, di 400 euro, non è stato fatto, se ne è parlato? Sì, infatti anche in questo senso il Presidente Zaia ha detto che la mela non si può mai tagliare perfettamente a metà, ci vuole buonsenso anche per quanto attiene alle indicazioni chieste dagli stessi uomini, dagli stessi agenti delle varie polizie locali dei vari comuni del Veneto, perché poi le indicazioni anche cambiano da prefettura a prefettura, è da puntualizzare anche queste, quindi sì, insomma 400 euro cominciano cioè, sono veramente una bella cifra, soprattutto adesso, visto che c'è tanta gente che è in cassa integrazione o addirittura non lavora, parliamo anche delle persone che non avevano un contratto fisso, non avevano un contratto, o anche persone che proprio lavoravano addirittura in nero, quindi cioè, ci vuole anche il buonsenso e magari prima di passare alle maniere forti invitare con la gentilezza le persone a utilizzare un po' di coscienza e di senso civico, ecco che poi magari in mancanza di questo si può passare alle misure messe a disposizione dalla legge, però ci vuole sempre un po' di buon senso. Queste le parole del governatore del Veneto Luca Zaia. Poi c'erano anche altri dati su cui si era soffermato. È interessante anche tra le donazioni l'ultima arrivata dal gruppo trevigiano, quello dei Benetton, con i 100.000 camici forniti per un equivalente di 1 milione di euro, con i diversi colori ai polsini da utilizzare poi, che verranno distribuiti ai vari reparti ospedalieri in virtù anche della differenziazione delle professioni, in virtù dei colori. E tantissimi disegni che sono arrivati dai bimbi, presentati anche oggi dal Presidente, e si penserà appunto di fare una mostra di tutti questi disegni con protagonisti fratellini che dedicano il periodo della quarantena all'immaginazione che prende corpo poi e forma nei loro scritti, nei loro disegni, e ci sono anche tanti bambini che fanno uso del loro salvadanaio per rimpinguare il conto a favore degli uomini, della protezione civile, dei sanitari, appunto il conto della regione contro il Covid-19, insomma ci sono tantissime azioni concrete di solidarietà e che poi arrivano per lo più anche dai più piccoli bimbi poverini che in questo momento di quarantena sono privati della cosa più grande, cioè la gioia di poter stare con altri bimbi. In tal senso ha ribadito il Presidente, si può andare nei parchi a passeggiare, sempre con l'uso della mascherina, però non si può stare nei famosi playground, cioè nelle aree dedicate ai punto giochi dei bambini, laddove poi si crea assembramento. Ultimo appunto, e poi mi taccio se non hai domande da studio, Nicola. A proposito di assembramento, la preoccupazione è stata portata qui alla protezione civile, la preoccupazione dei tanti lavoratori che ieri hanno manifestato e portato in piazza con differenti azioni la loro preoccupazione per una ripresa che ancora auspicherebbero, e non c'è, quella ad esempio dei parrucchieri, barbieri ed estetisti, con il monitoraggio e l'attenzione nei loro confronti da parte di certe prefetture. Anche qui il Presidente Zaia ha detto insomma, cioè, uno scende in campo per sancire per chiedere di lavorare questo che è un diritto sancito dalla Costituzione, insomma cerchiamo anche qui di usare il buon senso. E quindi con queste parole ti restituisco la linea, Nicola. Barbato non lo sento più.
Sì, non mi senti più perché ti sto salutando. Ciao. Ciao Anna Maria. Ah, ok. Ciao Paola. Benissimo, grazie. Allora, grazie a entrambe. Allora, io direi così, fra poco andiamo in pubblicità e poi vi leggerò un'altra importante serie di chiarimenti, che sono i nuovi chiarimenti sui quesiti più frequenti delle ultime ordinanze regionali, così facciamo chiarezza su alcune vostre richieste e poi ci collegheremo con il sindaco di Jesolo. Allora, la pubblicità e torniamo subito in diretta. Rieccoci in diretta con la nostra edizione straordinaria. Abbiamo salutato poco fa Anna Maria Parisi, che ha fatto un po' la sintesi del collegamento della conferenza stampa del governatore Luca Zaia, ha detto tante cose, tra queste domani presenterà l'ordinanza che prorogherà gli aspetti, le misure già adottate nell'ultima ordinanza regionale con qualche aggiustamento e vedremo, insomma, domani ve la illustreremo. A proposito di ordinanze, ci sono dei chiarimenti importanti, così ve li leggiamo un po' anche per fare un po' di chiarezza su alcuni aspetti, insomma, anche per rispondere alle tante domande che ci fate. Chiarimenti che derivano dal combinato disposto di PCM e ordinanze regionali. Allora, alcune domande e alcune risposte. Le associazioni cinofile di protezione civile possono svolgere l'attività di addestramento dei cani ed effettuare spostamenti? Sì, in tutto il territorio nazionale, salva l'opportunità della limitazione degli spostamenti al necessario. In base all'articolo 2,3 del DPCM non è infatti sospesa l'attività di pubblica utilità nella quale rientra quella di protezione civile. La Commissione Edilizia Comunale può esaminare le pratiche edilizie o sono tutte sospese? Le pratiche non sono sospese, sono sospesi i termini soprattutto per i cittadini in considerazione delle difficoltà di adempimento di certe formalità. È possibile, altra domanda, consentire la pratica individuale del tennis in un centro sportivo chiuso in tutte le parti comuni e di servizio, ad esempio spogliatoi, bar, sala, e in cui è ammessa solo la prenotazione a distanza dello spazio? Sì. I centri sportivi sono chiusi in relazione all'attività di aggregazione. Laddove sia rigorosamente esclusa ogni forma di compresenza aggregata, si svolge un'attività motoria che è consentita. Ancora un'altra domanda. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande delle aree di servizio non autostradali possono vendere cibo da asporto e con consegna a domicilio? Sì, si tratta nella sostanza di bar e quindi soggetti alla disciplina prevista dal DPCM. Per fare un colloquio per l'eventuale assunzione come badante si può far venire una persona da fuori regione? Sì, si tratta di un colloquio di lavoro per attività ammesse, codice Ateco 97, quindi lo spostamento è giustificato da esigenze lavorative. È bene che la persona che si sposta stampi la richiesta via mail del colloquio, oltre ad autocertificare la ragione dello spostamento. Un'altra delle domande più richieste: i nonni si possono spostare fuori regione per raggiungere i nipoti? Dentro la regione lo spostamento per la visita ai congiunti, quali sono nonni e nipoti, è sicuramente ammesso dal 4 maggio in base al DPCM. Fuori regione ci si sposta per ragioni di assoluta urgenza, oltre che di lavoro e di salute, quindi solo in tali termini, quindi l'assoluta urgenza, quindi i nonni non si possono spostare fuori regione, ma dentro si possono spostare dal 4 di maggio per raggiungere i nipoti. Le fiorerie sono chiuse nei giorni festivi, le ordinanze regionali dispongono la chiusura dei supermercati di generi alimentari come luogo di maggiore afflusso, non incidono sugli orari degli altri esercizi, quindi le fiorerie sono aperte nei giorni festivi. I distributori automatici possono erogare qualsiasi prodotto in qualsiasi luogo sia collocato? Sì. Ci si può recare in due, ad esempio marito e moglie, presso la seconda casa? Sì, lo spostamento giustificato in relazione all'attività da svolgere, che possono richiedere anche due persone, purché ci sia il proprietario o che soggetto diverso sia delegato dal medesimo. Si può andare a cavallo o fare canottaggio o altra attività sportiva fuori comune? Sì, dal 4 maggio. L'ordinanza regionale numero 43 lo ammette nel comune. Il DPCM consente l'attività sportiva senza limitazione di spazio, avendo tolto il riferimento alla prossimità di abitazione.
Si può andare a fare la spesa fuori comune? Sì, pur sempre per ragioni nei limiti della necessità, e cioè per recarsi presso un esercizio che offre prodotti e servizi che non si trovano nel comune o anche prezzi e condizioni più favorevoli. È ammessa l'attività di scuola di equitazione, la scuola di equitazione ha codice ATECO 855100 e quindi risulta legittimata come codice incluso. Ve ne leggo un altro, i fotografi professionali possono spostarsi? Sì, l'attività è ammessa dal DPC e dal DPCM attualmente vigente, sia dal DPCM vigente dal 4 di maggio. Si può praticare sul lago il nuoto, windsurf, canottaggio, la pesca da barca, eccetera, nel territorio comunale, sia senza spostamenti con altri mezzi, sia con spostamenti con mezzi meccanici? Sì, dal 4 maggio anche fuori comune, essendo stato eliminato il riferimento alla prossimità e non essendo previsti limiti comunali. Speriamo di essere stati chiari per tutti, insomma, per coloro che avevano queste problematiche, questi chiarimenti, queste domande da fare. Allora, a proposito di multe, ordinanze, eccetera, di controlli, abbiamo in collegamento Skype il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, sindaco, io partirei proprio dal caso che è stato sollevato proprio dalla nostra Anna Maria Parisi durante la conferenza stampa di Zaia. Il caso è quello che ci ha segnalato di una coppia che dal giorno della riapertura dei chioschi, quindi da ieri, insomma, è andata a prendersi il caffè da asporto, perché è consentito l'asporto, non l'ha consumato però, diciamo, a casa, come dovrebbe essere almeno nella norma, lo ha fatto in lontananza, ma a quanto pare in una panchina. Multa di 400 euro. Lei che dice? È successo nel suo comune? Ma diciamo che io non è che sia d'accordo su questa cosa, perché capisco se uno va a prendersi un pasto completo per asporto, eccetera, e quindi deve mangiare a casa, ma un caffè che uno ci impiega qualche secondo, non è che uno deve andare a casa per bere, anche se la norma chiaramente sembra che dica questo, ma secondo me la sanzione, la multa li ha fatte i nostri vigili urbani? Guardi, devo chiedere alla nostra Anna Maria Parisi, non lo so, non glielo so dire in questo momento, perché è arrivata... si parla di vigili, però dobbiamo verificarlo, insomma. Se Jesolo i vigili possono essere solo quelli di Jesolo. Beh, certo. Ho chiarito con il mio comandante questi aspetti, quindi lunedì approfondirò con il mio comandante della polizia locale. Benissimo. Non la condivido. Certo. Allora, le devo chiedere una cortesia, se può alzare un attimo, si alza un po' lei, perché sennò eccolo qua, perfetto, benissimo, così riusciamo a vedere il suo nome senza che gli vada, diciamo, graficamente e non copra il suo volto. Allora, sono giorni importanti per capire cosa accadrà questa estate, ovviamente nel litorale, in tutte le aree, diciamo, località turistiche e balneari del Veneto, in particolare per Jesolo. Allora, cosa sappiamo fino adesso, cosa potrebbe cambiare da lunedì, perché lunedì avete un importante incontro col sottosegretario al Ministero per il Turismo? Sì, diciamo che sono giorni sicuramente, ma non solo per Jesolo, ovviamente anche per altre località, di attesa e anche di frenesia, e c'è anche un po' di nervosismo, perché ormai siamo a maggio e quindi dovremmo essere proprio all'inizio della stagione avanzato, e quindi le preoccupazioni soprattutto dei tanti operatori, ma non solo degli operatori, anche di tutte le persone che lavorano nelle nostre attività, e quindi non avere delle date certe di aperture, soprattutto della spiaggia, ma non solo. Adesso sembra che ci sia un'apertura del nostro governatore di aprire probabilmente le attività, ristoranti, bar, negozi, tutto per il 18 maggio, e quindi speriamo che sia così, che i casi appunto non aumentino, anzi che diminuiscono, e quindi che si possa aprire, anche perché se è vero che dai primi di giugno apriamo e quindi arriveranno i primi turisti, un po' di rodaggio, un po' di prova per queste nuove distanze che sarà da rispettare sui bar, ristoranti, eccetera, eccetera, in spiaggia, è bene fare un po' di collaudo, di esperimenti, anche perché poi prima dell'apertura sarà da fare delle sanificazioni per mettere in sicurezza dal punto di vista sanitario i nostri ospiti, quindi speriamo che da 18 si possa iniziare a sistemare la nostra spiaggia e le nostre attività. Da lunedì, dopodomani,
inizieranno anche i cantieri, perché ricordo che qua a Jesolo abbiamo più di 100 cantieri aperti che si sono improvvisamente fermati, quindi bisogna che questi cantieri entro il 31 maggio riescono a finire i lavori o mettere in sicurezza i lavori che non si possono finire, perché dal momento che arriveranno a giugno, sperando che arrivino tanti i nostri ospiti, ovviamente i cantieri dovranno essere chiusi, perché non è che un ospite sia compatibile con i rumori che fa un cantiere durante il giorno, anche durante ore di riposo, eccetera. E quindi salvo eventuali proroghe, se non arriva nessuno, i cantieri sarà bene che per fine maggio chi da dopodomani inizia si organizzi, visto che non ci sono limiti di orari, si organizzi per poter terminare entro il 31 maggio. Senta, domani cosa porterete, che istanze porterete al sottosegretario? Beh, diciamo, noi abbiamo fatto delle richieste ben precise, tra l'altro domani non è che dopodomani, non è che ci troviamo lunedì. Dopodomani, sì, certo. Sì. Non è che ci troviamo solo i sindaci delle coste venete, ma di tutta Italia, quindi G20 spiagge. Quindi abbiamo concordato assieme delle priorità e abbiamo già inviato qualche giorno fa al primo ministro, a Conte. Veramente abbiamo chiesto un colloquio, una videoconferenza con lui, evidentemente intanto ha delegato il sottosegretario Bonaccorsi, e faremo presente quelle che sono le cose principali, che sono tante, adesso magari ve ne dico qualcuna, e speriamo col prossimo decreto ministeriale di avere delle risposte importanti, e comunque se così non sarà chiederemo nuovamente un sollecito, perché vorremmo parlare direttamente con Conte. Quindi direttamente col Premier? Diciamo di sì, perché è giusto che conosca questa nostra realtà che fino adesso è stata completamente ignorata. Noi abbiamo fatto richieste importanti sui canoni demaniali, sulle aperture, sulle distanze, ci sono 1000 cose che è giusto che ovviamente poi il ministro Franceschini e il sottosegretario si rapporteranno ovviamente col governo, col Conte. Però noi vorremmo far sentire la nostra voce, se non riceveremo delle risposte soddisfacenti, direttamente col Premier, perché le pressioni che noi sindaci riceviamo continuamente dai nostri cittadini sono tante, ma giustificate ovviamente. Io noto nella mia zona, ma non solo Jesolo, anche i comuni vicini, un certo nervosismo, persone che cominciano ad andare in piazza a protestare, giustamente, e quindi io spero vivamente che venga tenuto conto delle nostre istanze, delle nostre richieste, parlarne almeno, o risolverle meglio, perché non si può dimenticare un comparto come quello turistico, che a livello nazionale, ma ne parlano tutti, però in sostanza non viene fatto nulla, tutti a livello governativo parlo, quando si parla di un 15% del PIL nazionale sono numeri veramente importanti, e quindi dobbiamo essere ascoltati. Senta, allora, resti in linea, lancio un attimo la pubblicità, resti in linea perché così facciamo il punto della situazione adesso, insomma, di qual è il programma almeno per Jesolo fino a questo momento. Allora, pubblicità e poi di nuovo con il sindaco di Jesolo. Rieccoci in diretta nella ultima parte, diciamo, di questa prima edizione straordinaria. Poi ci ritroveremo come sempre alle 17:30 prima dei nostri telegiornali, e poi dalle 20 alle 21 come ogni giorno. Siamo in compagnia con il sindaco di Jesolo. Allora, volevo chiederle questo, eravamo rimasti a quelle ipotesi della app insomma, in spiaggia su prenotazione, questa è una delle ipotesi in campo, mi conferma, no? Resta in piedi come ipotesi o è qualcosa di più ormai di un'ipotesi? No, è qualcosa di più di un'ipotesi sicuramente. In sostanza noi prevediamo, dal momento che la gente comincerà, speriamo presto, a circolare liberamente, un grossissimo afflusso di pendolari soprattutto, perché dopo alcuni mesi che la gente è a casa sicuramente avrà voglia e bisogno, anche non solo voglia, di aria, sole, mare, bagni, eccetera, eccetera. Quindi dovendo rispettare, soprattutto in spiaggia, delle distanze
superiori, ovviamente per assicurare la salute delle persone e per evitare i contagi, e quindi nella nostra spiaggia, soprattutto quella libera, ci sarà meno posti a disposizione, e quindi per evitare gli assembramenti, perché qua vi ricordo che nei fine settimana, soprattutto la domenica, ma non solo, sabato, ma tutti i giorni, arrivano migliaia e migliaia e migliaia di persone. Quindi non è che queste persone di solito arrivano nell'arco di un paio d'ore, prevalentemente, alla mattina, e quindi per evitare che ci siano degli assembramenti grandissimi di persone, l'unico modo che abbiamo pensato, e siamo tutti d'accordo, cioè sia l'amministrazione comunale che le associazioni di categoria, è di prenotare per tempo. Adesso abbiamo già incaricato dei consulenti, dei tecnici, che è il loro lavoro, stanno valutando, ci sono stati già 2 o 3 incontri, se è meglio fare un'app oppure un sito, ma avevamo già delle esperienze, per esempio nella nostra società partecipata a Jesolo Turismo, già da alcuni anni per i 2 stabilimenti che ha stavano applicando un'app che tra l'altro funzionava molto bene. Ovviamente qua parliamo di una zona molto più ampia, perché Senta, sono le chiedo questo, concretamente poi chi controllerà questo? Perché poi c'è da capire, io mi prenoto, tutti si prenotano, però molto probabilmente qualcuno poi andrà lo stesso senza prenotazione, insomma poi conosciamo poi la realtà. Chi controllerà, tu puoi entrare, tu non puoi entrare? La nostra spiaggia è diviso in 32 consorzi, ogni consorzio ha più o meno una lunghezza, dipende, ce ne sono da 600 o 300 metri, quindi i gestori del consorzio, quel loro personale, bagnini da terra, non quelli dall'acqua, e altre persone che ci sono all'interno dei consorzi, dipendenti prevalentemente, controlleranno questi afflussi e diranno: tu hai prenotato un posto su quella zona, quello è il tuo ombrellone, avrà un numero, un codice, eccetera, e quindi questo è quello. Poi ci dovrà essere anche delle corsie preferenziali per chi va a fare il bagno, per chi rientra dal bagno, per chi entra in spiaggia, per chi esce dalla spiaggia. Sono tutte queste cose che stiamo valutando già come fare, perché dai primi di giugno saremo pronti, perché dobbiamo evitare che ci siano contatti, soprattutto di tante persone, per evitare appunto i contagi. Quindi ci stiamo organizzando e sicuramente ce la faremo. Quindi ci saranno anche dei turni per chi va a fare il bagno e chi non va a fare il bagno? Cioè certo, un tot di numero? E lo ripeto subito, però lo ripeteremo tantissimo prima di aprire la spiaggia, che la gente deve prenotare prima di venire in spiaggia. Non è, anche perché una volta esauriti i posti che ci sono, gli altri non potranno più entrare in spiaggia, quindi verranno il giorno dopo, perché il prenotamento sarà valido giorno per giorno, e quindi saranno degli orari, poi promuoveremo, divulgheremo tutte queste notizie, ovviamente. Poi c'è una polemica che è abbastanza sorta in questi giorni, in cui i pendolari dicono: no, ma allora, siccome dobbiamo riservare un tratto di spiaggia, viene chiamata zona libera, in cui la gente non paga, non è che quest'anno pagheranno, l'unica cosa è che verranno, però sarà riservato solo fino all'esaurimento dei posti, perché non è che quest'anno si deve pagare la spiaggia sulla spiaggia libera, poi c'è una spiaggia che è concessionata ai consorzi, là vanno i clienti degli alberghi e degli appartamenti, e poi se c'è qualche posto libero magari lo affittano, ma c'è ombrellone, attrezzatura, tutta questa cosa. Questo è quello che volevo chiederle: avete quindi già pensato a una dislocazione degli ombrelloni? Come sarà più o meno? Ancora non abbiamo la misura e ci verrà sicuramente data a giorni, ma lei si pensi che durante l'anno scorso, per esempio, sulla zona libera non ci sono ombrelloni su una zona libera. E poi la seconda domanda era questa, perché nelle zone dove non ci sono ombrelloni come si farà? Quindi le chiedo, distanze sugli ombrelloni ancora non c'è un calcolo, e secondo, nelle zone dove non ci sono ombrelloni come si farà? La zona dove sono gli ombrelloni si parla di circa 3x3, adesso vedremo, perché non sono io che decido, sarà evidenziata la zona con dei nastri, adesso vediamo come. Ovviamente si sta valutando anche questo, in cui ogni piccola zona di 3x3 o quello che sarà 2x2 o 8x8, come dice qualcuno, avrà un numero, un codice, e quindi quella persona quando arriverà sarà ricevuta e dovrà andare su quel posto là. E invece nelle zone dove non è previsto l'ombrellone?
Sì, parlo di queste zone. Ok, quindi ci sarà un posto assegnato comunque, diciamo. Dove ci sono già gli ombrelloni che vengono installati adesso, da lunedì si comincia, e sono quelle riservate agli alberghi e agli appartamenti, e ce ne saranno anche di liberi, perché se ci sono meno clienti ovviamente ci saranno più posti liberi, purtroppo, sottolineo purtroppo. Quelli potranno essere dati a disposizione dei pendolari, però siccome sono attrezzati, c'è un certo servizio, dovranno pagare qualcosa. Altra domanda che le faccio, ma sono domande insomma anche da utente, non solo immagino che mi faccio, ma che poi sono domande che ci girano i nostri telespettatori. Ad esempio, forse l'ha detto prima, sarà una prenotazione giornaliera, nel senso vale tutto il giorno oppure orario? Cioè io sto tutto il giorno? No, diciamo è impossibile gestire orario. Uno prenota tutto il giorno, dopo sta un'ora, 8 ore e starà tutto il giorno. Già così è complicato. Immagino. Ce la faremo, però giorno per giorno. Giorno per giorno. Senta, è ottimista lei? Come la vede? Devo essere ottimista. Diciamo che sarà sicuramente un'estate ovviamente strana e diversa. Sono molto preoccupato soprattutto per le attività economiche, in primis gli alberghi, perché noi, ricordo a chi ci ascolta, che oltre il 50% dei nostri clienti, dei nostri ospiti sono stranieri, e quindi se gli stranieri non verranno, io spero che almeno luglio, agosto qualcosa arrivi, quindi la vedo molto dura. Tra l'altro italiani, sì, gli italiani della nostra zona, le nostre province del Veneto sicuramente verranno, però le fabbriche apriranno anche a agosto, più di qualche famiglia che magari si concedeva una settimana o due di ferie col discorso che qualcuno non ha lavoro, oppure lavoro ridotto in cassa integrazione, prenderà uno stipendio più basso, e quindi speriamo bene. Però dobbiamo partire, tra l'altro stiamo programmando sempre in collaborazione, perché io ho aperto ovviamente le porte del comune, tra virgolette, anche alle associazioni del territorio. Stiamo studiando, sempre con degli esperti, un rilancio della nostra località per il futuro. Per il 2020 purtroppo poco si potrà fare, ma dal 2021, sperando che sia sufficiente il 2021 o anche oltre, in cui investiremo sicuramente delle risorse importanti, perché vogliamo ovviamente rilanciare la nostra città, la nostra bellissima città per il futuro, perché vogliamo ripartire alla grande. Certamente, grazie al sindaco di Jesolo, Valerio Zorzi. Allora ci aggiorneremo la prossima settimana, dopo anche la videoconferenza, immagino, insomma l'incontro telematico che farete con il sottosegretario al turismo. Grazie davvero, buon lavoro. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie. Queste le novità da Jesolo, dunque, avete sentito insomma quello che potrebbe essere lo scenario e sarà lo scenario di questa estate. Avete anche sentito cosa ha detto del caso della multa di 400 euro alla coppia. Dice: non sono d'accordo, adesso mi informerò con i miei agenti e ne parleremo. Insomma, potrebbe esserci anche una direttiva su questo, perché il sindaco non la ritiene una multa giusta, quella comminata alla coppia che aveva consumato, diciamo, il caffè da asporto in una panchina invece di consumarla a casa secondo legge. Siamo quasi alla fine, c'è però il tempo di farvi vedere una cosa perché riguarda un'altra categoria importante. Noi abbiamo mostrato ieri le proteste dei commercianti, degli artigiani, la consegna delle chiavi ai comuni. Insomma, il mondo del lavoro che anche oggi e anche nei prossimi giorni continuerà a scendere in piazza. C'è poi un altro discorso, un altro aspetto della vicenda, quello che riguarda i malati oncologici, i malati cronici, coloro che appunto sono le fasce più fragili e che in questi giorni, in questi mesi, vivono con una ulteriore paura l'emergenza coronavirus. Noi ieri sera abbiamo parlato con Serena Zaia, che è questa giovane trevigiana
di cui abbiamo già raccontato nei mesi scorsi, che sta battagliando, sta lottando contro il cancro e ha fatto anche di questa sua battaglia insomma un racconto con un blog e anche su Facebook, e quello che ci ha detto insomma ci ha colpito. È tornata a parlare di una fascia di popolazione che pochi ricordano in questi giorni, in queste settimane. Si sta giustamente parlando del lavoro, ma ci si dimentica spesso di una fascia di popolazione che con il virus ancora presente ha davvero molta paura. Ora sentiamo proprio Serena Zaia, ieri in collegamento Skype, era con Francesca Bozza nell'ultima parte della nostra edizione straordinaria, cosa ha detto. Sappiamo che il lavoro è importante, importantissimo. Ho ascoltato moltissime testimonianze di lavoratori in difficoltà e sarebbe bello mettere insieme le loro storie con le nostre storie, perché come è importante il lavoro è importante anche la salute, come è sancito dall'articolo 32 della Costituzione, perché la salute non è un bene del singolo, la salute è un bene sociale e deve interessare non solo tutta la società civile ma anche la politica. Non dobbiamo dimenticarci delle persone cosiddette fasce più deboli o delle persone che lottano tutti i giorni con una malattia. Ci sono malati cronici che hanno bisogno estremo del nostro aiuto, così come ne hanno bisogno i lavoratori che si trovano in difficoltà. Molte persone ritengono che la soluzione sarebbe quella di far uscire tutti quanti tranne le fasce deboli, quindi tutti i malati e tutti gli anziani a casa, mentre tutti gli altri al lavoro, liberi di andare dal parrucchiere, liberi di andare dall'estetista, liberi di andare dove vogliono. Il problema è che questo virus colpisce tutti, questo virus riguarda tutti noi e la modalità in cui questo virus si trasmette è una modalità pazzesca, ancora noi non lo conosciamo bene, non è nemmeno stata trovata una cura ancora, quindi non ci rendiamo conto della gravità di questo virus. Quindi io mi unisco al grido di tutti i lavoratori in difficoltà, ma chiedo anche tanta attenzione a quella che è la nostra situazione di malati in estrema difficoltà. Ci sono persone che non possono fare le terapie. Non è il mio caso, non avviene qui nella provincia di Treviso, però vi garantisco che ci sono delle province molto colpite dove non si può fare nulla perché ci sono ospedali interamente dedicati al Covid. Mi faccio quindi portavoce, dato che sono appunto fortunata e posso parlarne, di tutte le persone e vi assicuro che sono tante che sono purtroppo mancate per il coronavirus perché erano in ospedale per fare le terapie. Numerose amiche sono morte in questo mese, una dopo l'altra, e numerose amiche si sono ammalate facendo la camioterapia. Il mio messaggio è quello di non mollare mai, perché c'è sempre una piccola lucina di speranza. Io lo dico sempre anche alle mie amiche che adesso sono in ospedale, che purtroppo non possono vedere i propri mariti, non possono vedere i propri compagni perché sono sole. Sono sole a lottare contro il cancro e sono sole perché malate di questo maledetto virus. Quindi il mio messaggio è che quella lucina c'è sempre, è dentro di noi, da qualche parte la troviamo. La forza di Serena nella sua battaglia, insomma anche il suo appello importante, non dimenticatevi di noi, insomma di questa fascia che purtroppo è molto ampia dei malati cronici, malati oncologici, insomma delle fasce più deboli. Abbiamo chiuso con la speranza di Serena, la sua forza, e chiudiamo come sempre con il sorriso. Vi ricordo che potete sempre continuare a mandarci i vostri video per Bimbi in TV, insomma il racconto di queste settimane, di questi mesi, di questo periodo visto dagli occhi dei bambini. Allora vediamo i video arrivati oggi. Vi dico anche da dove arrivano e chi sono, se ho il tempo velocemente di dire chi sono. Eccoli qua. Noel di Venezia, Riccardo di Roncade, Taylor di Breda di Piave e Tommaso di Macerata. E con queste immagini ci lasciamo, ci ritroviamo alle 17:30 per continuare la nostra diretta. Arrivederci. Bene, adesso devi versare il pomodoro. Tutto, vai, butta. Brava.
Aspetta. Sopra. Sopra di là. Le dita. Bravo. Incrocia le dita. Bravissimo. Poi cuci. Anche l'altra manina. Cuci. Bravo. E sciacqui. E poi si ripete.